Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali, come sempre in diretta per aggiornarvi con tutte le notizie dal Veneto sull'andamento dell'epidemia, sulle misure economiche, sui riflessi nella vita quotidiana di ciascuno di noi di questo difficile momento che stiamo attraversando. Tra pochissimo ci dovremo collegare con la conferenza stampa dei 3 sottosegretari veneti, Achille Variati al Ministero dell'Interno, Pierpaolo Baretta a quello dell'Economia e Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che faranno il punto sui risultati e sulle problematiche anche che si sono verificate in Veneto in questa prima settimana di apertura praticamente totale delle attività economiche, con anche un focus su quelli che sono gli effetti economici del decreto delle riforme appunto sul nostro territorio, ma anche poi tutti gli aggiornamenti dal Viminale e gli aggiornamenti sul rapporto Stato-Regioni. Quindi sicuramente a 6 giorni dalla riapertura un appuntamento molto importante. Peraltro lo ricordiamo, ieri sera era in programma anche la conferenza Stato-Regioni sulla quale ci dovrebbe aggiornare alle 12:30 il governatore Zaia in merito proprio in particolare alla riapertura dei centri estivi, e questo appunto sappiamo è uno dei temi particolarmente sentiti ed attesi dalle famiglie, sulle quali il Veneto ha premuto molto. Il governatore di fatti ha insistito per la riapertura appunto dei centri estivi già a partire da lunedì, ma ieri appunto ha specificato di voler attendere la conferenza delle regioni proprio per far sì che queste misure siano uniformi e concordate sul territorio nazionale. Ma credo sia cominciato il punto stampa, vedo il sottosegretario Achille Variati che sta parlando, vediamo se riusciamo a sentire anche l'audio dalla regia. Allora, un attimo. C'è qualche problema con l'audio? Non si sente l'audio. Allora, vediamo intanto un servizio, se intanto riusciamo a ripristinare questo collegamento. Ci arriva dalla redazione di Padova ed è relativo ai controlli che sono stati effettuati ieri sera a Padova. Appunto dicevamo ad una settimana, cioè 6 giorni di fatto dalla riapertura dei locali, e dopo quanto era accaduto relativamente appunto ai sovraffollamenti dei locali, alle persone senza mascherina, alla Movida, a tutte le polemiche che sono seguite. Ieri sera, venerdì, naturalmente ci sono stati controlli serrati un po' in tutti i capoluoghi della regione. Vediamo quindi il servizio da Padova. Piazze presidiate, forze dell'ordine in divisa, agenti della polizia locale in borghese, pronti a sanzionare i locali e gli avventori che non rispettano le regole. Padova si prepara al fine settimana, il primo con i locali e i bar aperti. Per evitare pericolosi assembramenti e scene intollerabili come quelle viste lunedì sera all'ora dello spritz, sono stati disposti controlli nella zona della Movida. La decisione è stata presa dopo il vertice in prefettura tra esercenti, amministrazione comunale e prefetto, che ha disposto anche l'impiego a partire dalla settimana prossima di steward pagati dai gestori dei locali per invitare i clienti al rispetto delle regole ed intervenire in caso di assembramenti. Il comune inoltre propone la delocalizzazione dei bar negli spazi aperti di zone periferiche come parchi e giardini. I piccoli locali che vivono di assembramenti sono quelli più in difficoltà, spiega l'assessore al commercio Antonio Bressa. Cercheremo di trovare sfogo anche per loro con delle iniziative estive che verranno organizzate a partire dal 15 giugno. Le ultime ore sul decreto liquidità, soprattutto in relazione a quello che può interessare. Ecco, allora questo avete visto il servizio da Padova. Nel frattempo vediamo invece la situazione a Vicenza. La prima novità è che Movida selvaggia stop. Stop agli assembramenti in centro storico a Vicenza, stop ai gruppetti fermi davanti ai locali, nelle piazze, sulle strade, stop alle distanze azzerate, alle mascherine abbassate. Il sindaco ha detto stop.
Questa mattina ho sottoscritto l'ordinanza contingibile urgente per vietare il consumo di alcol nelle zone aperte al pubblico, nei luoghi pubblici. Si potrà bere quindi l'aperitivo presso i locali sia all'interno che nei plateatici che abbiamo ampliato raddoppiandoli in alcune situazioni, quindi lo spazio c'è per tutti. Questo lo facciamo perché vogliamo dare un segnale di educazione a coloro che nei giorni scorsi si sono lasciati andare ad assembramenti veri e propri per l'aperitivo. Il problema degli assembramenti è stato al centro del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che si è riunito questa mattina in videoconferenza con il prefetto, il questore e i sindaci dei principali comuni del Vicentino. Dopo un largo confronto, Francesco Rucco ha firmato l'ordinanza che si regge su un semplicissimo principio: tolleranza zero per chi non rispetta le regole anti-Covid. È inaccettabile che dopo 3 mesi di epidemia, dopo 3 mesi di lockdown, ci siano comportamenti di questo genere. Quindi fino al 2 giugno c'è questo divieto sanzionato con le regole del governo, dei decreti del governo, quindi con una sanzione minima di 400 euro che può arrivare fino a 3.000 euro per chi viola queste regole, il divieto dell'assembramento, come prevede anche la legge. E controlli serrati anche a Treviso. La polizia municipale sta verificando che le persone rispettino le regole sia per quanto riguarda l'utilizzo della mascherina sia perché siano evitati gli assembramenti. Vediamo. Ce la teniamo chiusa apposta per evitare qualsiasi problema. Ci sono stati dei problemi di recente? No, vabbè, poi sai che la gente, noi cerchiamo di mantenere le distanze, di far mantenere le distanze alle persone, però non è facile. È solo uno dei tanti commenti quotidiani che vengono raccolti dagli agenti della Polizia Municipale di Treviso durante i controlli per il rispetto delle regole anticontagio, che stando a gran parte dei gestori vengono seguite poco o per niente, soprattutto dai giovani. Non a caso nella serata di giovedì sono arrivate le prime e pesanti sanzioni. Di fronte a delle situazioni critiche come quella che abbiamo rilevato ieri pomeriggio in pescheria, naturalmente, come dicevo prima, sono partite le prime sanzioni per assembramento, 4 verbali elevati a 2 minorenni e 2 maggiorenni. Costo totale per loro? La sanzione è sempre di 400 euro ciascuno. Sì, il timore, soprattutto per questo fine settimana, è che ci possano essere molti assembramenti. Stiamo lavorando anche in queste ore, ma naturalmente lo abbiamo fatto anche in questi giorni, di cercare di stimolare un senso di responsabilità da parte di tutti. Le altre generazioni di cittadini invece al momento stanno seguendo le regole anche in luoghi particolarmente complicati, come ad esempio dal parrucchiere. Noi facciamo dalle 9 del mattino alle 8 di sera. Se abbiamo messo un tavolo fuori, magari che chi viene in anticipo sta fuori, magari aspetta un attimino e poi esce uno e entra l'altro. Perché a volte basta davvero poco, come un tavolino fuori dall'esercizio, per rendere tutto il più possibile vicino alla normalità, anche se l'uso della mascherina comunque per tanti è una sofferenza. Sì, dopo sa che quando ha finito... Sì, certo. Sì. Voi siete conviventi? No. Allora vi ricordo di mantenere la distanza di 1 metro quando poi vi togliete la mascherina per consumare. Hai ragione. Resta l'amarezza di chi, per l'immaturità di pochi, ha deciso, pur in un momento economicamente molto difficile, di non tenere aperto la sera. No, teniamo chiuso per far rispettare meglio le regole e appunto non avere problemi. Ecco, allora ci colleghiamo con la conferenza stampa dei sottosegretari veneti, vediamo sta parlando Achille Variati, sottosegretario all'economia. La responsabilità del datore di lavoro nel caso di coronavirus nella sua azienda. Sapete che i datori di lavoro hanno posto questo problema molto, molto serio, molto delicato. Bene, noi abbiamo risolto il problema dicendo che i datori di lavoro che rispettano le regole stabilite dai protocolli Covid non hanno responsabilità nel caso in cui succedano dei casi di Covid. Il timore era quello che ci potesse essere un numero di cause rilevanti e che venisse attribuito sempre al datore di lavoro anche situazioni che possono succedere al di fuori del lavoro. Bene, questa norma chiarisce, molto condivisa da tutti, dai sindacati e dai datori di lavoro, chiarisce bene che i datori di lavoro che applicano le regole e i protocolli
certamente non per la parte infortunistica, questa non c'entra, ma per quanto riguarda l'emergenza Covid sono liberati dalle responsabilità se esplodono dei casi di Covid, non sono attribuibili al datore di lavoro se hanno rispettato le regole. Questo insieme di norme, ne ho citate solo alcune, le principali di questo decreto, che è molto migliorato per il contributo di tutte le parti politiche, ma anche molto della disponibilità nostra del governo, è una forte facilitazione ulteriore al sistema delle imprese in generale, ma soprattutto del nostro territorio, perché sono coinvolti in prima persona per le piccole dimensioni mediamente che hanno, e soprattutto perché sono quelle che in alcuni settori come quello del turismo, pensiamo agli alberghi e alle terme, come abbiamo detto più volte, sono i più esposti. Quindi, ricapitolando, riassumendo rapidamente, chiarezza sulla responsabilità del datore di lavoro, nuove possibilità di accedere ai prestiti fino a 30.000 euro con 10 anni, pagamento ad ottobre dei canoni degli immobili statali e nessun aggravio nella rivalutazione degli immobili e soprattutto per quanto riguarda le terme e gli alberghi e l'autocertificazione. Sono altri i provvedimenti, ma questi sono quelli che hanno più a che fare con il nostro territorio, e quindi si procede nel percorso che il governo sta portando avanti, che è quello di fare e migliorare, fare e migliorare. Bene, allora possiamo proseguire, se il sottosegretario Baretta si può fermare un'altra mezz'ora. Sì, è così? Sì, mi sono organizzato in modo tale da restare. Molto bene. Come al solito rendo noto i controlli che il Ministero dell'Interno attraverso le forze di polizia ha fatto in Veneto nella scorsa settimana, ivi compreso tutto il fine settimana. I controlli sono stati 49.389, quindi in linea con circa 50.000 controlli alla settimana. In tutto i veneti dall'inizio, quindi dal 10 di marzo, controllati sono stati 555.199. Le sanzioni sono però precipitate, sono pochissime sanzioni. Lo 0,7, neanche l'1% dei controllati, ma è ovvio perché sono cambiate le regole, c'è una maggiore libertà di movimento. Gli esercizi commerciali invece sono stati fortemente controllati, 358.000 sono gli esercizi che sono stati controllati dall'inizio, diciamo, anzi 380.000 sono gli esercizi controllati fin dall'inizio dell'epidemia e attorno a 30.000 quelli controllati nell'ultima settimana. Sulle sanzioni ci tornerò fra un attimo. Da lunedì 18 e prima ancora del 4, gran parte delle attività sono riprese nel Veneto e le chiusure obbligate per decreto sono veramente molto esigue. Abbiamo ritenuto di fare una mappatura attraverso le prefetture del Veneto, essendo il Veneto una regione di frontiera, una regione in cui soprattutto il grande mondo imprenditoriale fatto di tante piccole e medie imprese artigianali, l'orientamento all'export del manifatturiero, il prodotto PIL, insomma è una regione potente all'interno del nostro paese, e quindi fare un po' il punto a una decina di giorni dalle riaperture poteva essere utile anche per trasferire a livello centrale i problemi. Posso sintetizzare così: sulle attività in campo imprenditoriale, grazie anche al lavoro, devo dire, di cui mi sento di ringraziare i prefetti, non semplice, che hanno avuto all'inizio, cioè quello di autorizzare le attività legate alle attività fondamentali di cui al DPCM, e grazie anche al fatto di aver consentito alle aziende di smaltire le scorte a magazzino anche dopo la chiusura delle attività, ha fatto sì che in realtà le imprese, soprattutto manifatturiere nel campo dell'export,
abbiano ripreso per quelle che sono le rilevazioni che abbiamo fatto in modo direi più positivo di quanto si pensasse inizialmente. Nel campo artigianale le attività sono riprese. Ovviamente è indispensabile è che quella liquidità di cui ha parlato poc'anzi con le nuove procedure il sottosegretario Baretta, nonché i finanziamenti a fondo perduto attraverso il meccanismo semplificato dell'Agenzia delle Entrate, arrivino prestissimo nei conti correnti ovviamente delle imprese. La quasi totalità delle attività commerciali ha riaperto in Veneto. Sui servizi alla persona in particolare, grazie anche a ordinanze dei sindaci che hanno prolungato gli orari anche di sabato e domenica, queste attività sono riprese. Alcune criticità. Nel campo della somministrazione di pasti e bevande, quindi i ristoranti, c'è una sofferenza per i ristoranti di piccole dimensioni. Lì il rapporto tra numero di tavoli concessi, fatturato e costi fissi sta creando dei problemi di cui noi dovremo a livello centrale anche monitorare e farci carico. Alcuni ristoranti non hanno ritenuto di aprire in questa prima settimana di possibilità, perché sono in corso ristrutturazioni per allineare il ristorante alle disposizioni anti-Covid, ricordando che l'80% di questi lavori possono andare in credito d'imposta. Grande difficoltà per fotografi, per le agenzie pubblicitarie, per le agenzie di viaggi. Criticità rilevati nel campo delle piscine pubbliche e private, palestre, strutture sportive che, malgrado l'ordinanza regionale che ne anticipava la possibilità, francamente fanno fatica a riaprire perché hanno necessità di rivedere la loro organizzazione in modo non facile, appunto sulle disposizioni anti-Covid. E poi c'è la grande sofferenza di una regione orientata al turismo qual è il Veneto, sul fronte termale, Abano, Montegrotto, sugli stabilimenti balneari che non hanno ripreso anche in Venezia. Perché? Perché mancano i turisti. Lo sappiamo, l'attesa della riapertura delle frontiere è guardata come da parte degli operatori come una grande speranza. Nel frattempo sono fondamentali quegli orientamenti del governo che tenderanno a un ripristino di immagine anche a livello europeo della capacità, delle bellezze, della sicurezza in Italia per fronteggiare nel modo più positivo possibile la fiducia per tornare in Italia da parte dei turisti. Sulle preoccupazioni sono rilevate le preoccupazioni sulla responsabilità civile e penale delle imprese per eventuali dipendenti che si dovessero ammalare. Di ciò ne ha parlato il sottosegretario Baretta. Io faccio solo riferimento in particolare all'articolo 29 bis, che è un emendamento con parere positivo del governo sul decreto liquidità, che sostanzialmente richiama l'articolo 2087 del codice civile sulla tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, per il quale francamente un'azienda, come diceva il sottosegretario Baretta, che rispetta i protocolli del 24 aprile e i protocolli fissati dalla Regione, con riferimento al codice, all'articolo 43 del codice penale, se non c'è in osservanza delle norme non c'è colpa e quindi non c'è nessuna responsabilità da parte dell'impresa. Lo ribadiamo perché
dalle prefetture questa è stata segnalata come una difficoltà. Altra difficoltà sono l'incapacità, l'impossibilità, non riescono a fare le imprese che vogliono fare tamponi e screening presso i lavoratori ad avere questo, e questo va segnalato sia a livello, segnaleremo sia a livello ministeriale della sanità sia a livello regionale, pur dando atto che la regione Veneto è una delle regioni che fa il numero maggiore di tamponi. Difficoltà serie nel terzo settore, in particolare cooperative, associazioni di volontariato che si occupano di servizi alla persona. L'impegno economico per le misure di igienizzazione, di approvvigionamento per le misure precauzionali anti-Covid stanno mettendo in ginocchio molte associazioni del volontariato e cooperative sociali. Di questo noi dovremmo farci carico, penso anche in sede di conversione del decreto rilancio. Preoccupazioni cominciano in particolare dalla prefettura di Venezia sulla ripresa di rapine, e l'utilizzo obbligato della mascherina fa sì che diventi anche un po' più difficile, come dire, su tutto il sistema della videosorveglianza, soprattutto per le oreficerie e orologerie. Quindi sono in corso alcuni approfondimenti da parte delle forze di polizia. Se quindi il quadro con a tinte anche varie, però è sostanzialmente positivo nella ripresa dell'attività, non bene per la socialità. Le movide cittadine, il mancato rispetto delle misure precauzionali sono l'aspetto che più preoccupa, perché se dovessero riprendere focolai di infezione, è chiaro che se si dovesse tornare dentro la buca, e cioè dentro il buco, e cioè dover richiudere attività, sarebbe il disastro dal punto di vista economico. Per cui bisogna essere molto rigidi. Cito alcune ordinanze, in particolare una del sindaco Rucco di Vicenza, che mi sembra un'ordinanza coraggiosa, che contiamo possa essere ripresa anche da altri sindaci, cioè gli aperitivi eccetera si possono consumare solo seduti al bar, solo seduti. Mi sembra un'ordinanza intelligente che va verso una stretta purtroppo obbligata. All'inizio, e chiudo, avevo riportato che i controlli su strada, i controlli nelle stazioni eccetera, all'aeroporto, sono controlli che hanno dato degli esiti molto positivi, nel senso che ben pochi sono stati sanzionati. Ergo, preannuncio che a partire da questo fine settimana i controlli saranno soprattutto sulla socialità delle nostre città, e a questo punto abbiamo deciso di non fare più sconti a nessuno. Mi fermo e do la parola al sottosegretario Martelli. Grazie Achille. Anch'io vorrei ripartire come avete fatto voi, con un ricordo della strage di Capaci, anche perché questo è stato uno dei momenti che ha, per alcuni di noi, portato ad un impegno attivo in politica. E vorrei dire che l'anniversario della strage di Capaci, con l'assassinio di Giovanni Falcone, di Francesco Morvillo, di Vito Schifani, di Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo, ci riporta alla ferocia della mafia e ci richiama oggi ad una priorità, e cioè impedire alla mafia, ne avete parlato, di alimentarsi ferocemente dalla crisi che deriva dall'emergenza sanitaria. È un tema assolutamente importante che dobbiamo sempre avere davanti a noi. Ricordo che qualche mese dopo quella strage, voglio fare solo questo ricordo personale, e dopo anche l'assassinio del giudice Borsellino, ebbi modo di organizzare allora a Portogruaro un incontro con il giudice Caponnetto, che quel pool antimafia era il capo, e fu uno dei momenti più intensi della mia vita politica e personale, che ricordo con grande
con grande commozione. Per quanto riguarda invece le cose che riguardano la nostra conferenza stampa, vorrei dire innanzitutto che il Veneto sta ripartendo e può e deve ripartire con la dovuta responsabilità e con tutte le tutele del caso. C'è il monitoraggio quotidiano di quelli che sono i parametri legati al contagio e si può procedere rispetto ai dati che sono venuti in questa settimana, cercando, i dati sembrano incoraggianti e quindi l'auspicio è quello di procedere con il programma che abbiamo visto fin qui. Vorrei dire poi, ne hanno parlato i sottosegretari prima di me, che questo decreto che abbiamo approvato di 55 miliardi distribuisce nella regione Veneto quasi 5 miliardi di risorse nei vari campi di intervento. Quindi credo che sia il momento di mettere uno stop alle polemiche, ai conflitti istituzionali, a questa richiesta continua di aprire un scontro con il governo. Il momento è difficile, i provvedimenti ci sono stati corretti, verranno ulteriormente adeguati, ma è il momento della collaborazione, non delle polemiche, del conflitto istituzionale. Per esempio, ricordo solo che al Veneto arriveranno, dallo stanziamento dei 5 miliardi per la sanità previsti nel decreto rilancio, arriveranno circa oltre 100 milioni. Quindi oltre ai 114 che sono stati già assegnati, per fare in modo che la nostra regione possa essere pronta e preparata a qualsiasi evenienza si dovesse proporre dal punto di vista sanitario. Ci sono, direi quindi che c'è stata una polemica in questi giorni relativa alle zone rosse. Intanto io credo che vada fatta una distinzione tra quelle zone del nostro paese che sono state colpite da dati impressionanti di una vera e propria ecatombe, mi riferisco alle province della Lombardia, e ad altre regioni che sono state colpite per fortuna con dati inferiori per coloro che hanno perso la vita. E quindi eviterei una contrapposizione che mette al centro diciamo l'entità del dramma e stiamo lavorando per fare in modo che aiuti, contributi a tutte le zone rosse, a tutti i comuni appartenenti alle zone rosse, fatto salvo questo primo contributo, possano essere dati. C'è un impegno del Parlamento, ieri ne ha parlato anche il Presidente del Consiglio, si vedrà in quella sede se è possibile, mi auguro di sì, faremo ogni sforzo di aumentare le risorse a disposizione dei comuni che per periodi diversi sono stati zona rossa nel nostro paese. Quindi anche qui stop alle polemiche, al conflitto, la ricerca del ricorso attorno ai provvedimenti del governo. Il governo ha messo in campo un provvedimento che riguarda gli enti locali, che riguarda il lavoro, che riguarda la liquidità delle imprese, che riguarda il turismo, che riguarda la possibilità di intervenire sulla sanità. Ecco, non vorrei che tutto questo così importante passasse in secondo piano per la volontà di aprire una polemica che peraltro sarà risolta attorno a un contributo relativo alle zone rosse. Ecco, direi che queste sono le cose più importanti che volevo mettere in evidenza adesso, anche solo aggiungendo che noi stiamo continuando con il lavoro di semplificazione, e cioè per fare in modo che queste misure arrivino il più presto possibile nelle tasche dei cittadini e delle imprese. Lo stiamo facendo già, avendo accorciato, diciamo, la parte burocratica, penso solo alla cassa integrazione nel decreto rilancio, ma lo faremo con un nuovo provvedimento che avrà il compito di rendere più semplice e più facile la vita dei cittadini e di introdurre delle procedure che eliminino passaggi burocratici che spesso diventano un intralcio alla diretta erogazione dei contributi o all'efficacia delle misure. Quindi è un lavoro costante che stiamo facendo e che io credo debba continuare con uno spirito di
concordia, di collaborazione istituzionale, di lealtà, perché è questo che noi dobbiamo ai cittadini italiani e ovviamente a quelli del Veneto. Grazie. Bene. Abbiamo finito, ora la parola a Basso, che così può Sì, si è girare le prenotata, domande dei giornalisti. si è prenotata Martina Zambon del Corriere Veneto. Buongiorno a tutti. Due delucidazioni a Baretta sui vari provvedimenti, proprio tecniche. Rispetto ai prestiti fino all'80% che ora si possono spalmare fino a 30 anni, fino a quanto si potevano spalmare prima? È cambiata la misura del tempo? Mi sono espressa male, forse. No, è lui che non ha il microfono. Si potevano spalmare fino a 6 anni. Anche quelli fino a 6, quindi da 6 a 30 in questo caso? Tutti i provvedimenti, tutti i prestiti nel decreto erano fino a 6 anni, perché questo erano, diciamo, le indicazioni europee. Poi, per quanto riguarda quelli al 100%, noi abbiamo contrattato, noi e la Germania, la possibilità di portarli ai 10 anni, e poi per quelli con la garanzia all'80% abbiamo l'ok per una spalmatura più ampia che è oltre i 10 anni, fino ad un massimo di 30, fino a 800.000 euro. Questo. L'altra cosa, l'autocertificazione per tutti i prestiti, immagino non sostituisca per i prestiti superiori ai 30.000 l'istruttoria bancaria, oppure sì? No, l'istruttoria bancaria sul merito creditizio no, non è sostituita, ma sostituisce la parte diciamo antimafia e sostituisce la parte solvibilità. Ok, grazie. E l'ultima cosa invece al sottosegretario Variati, ci spiega un po' meglio il tema finestra elettorale? Volevo capire se si va verso un election day il 13 settembre, il dubbio è, ma la presentazione delle liste si fa il giorno prima di Ferragosto, visto che sono 30 giorni? Dunque, innanzitutto il governo segue i consigli del Comitato Tecnico Scientifico in modo da non fare gravi errori da questo punto di vista, sempre sulla ripresa dei focolai epidemiologici. Luglio è un mese, a parte che insomma ormai per quelle che sono le procedure che si sta prendendo il Parlamento, siamo ancora in commissione alla Camera, poi in settimana è ipotizzata l'aula alla Camera mercoledì, poi finito il provvedimento alla Camera deve andare al Senato, quindi diventa francamente difficile luglio, ma luglio aveva il problema che non era ben chiaro quale, e non è ancora del tutto chiaro, quali possono essere le conseguenze epidemiologiche sulla riapertura di tutte le attività e della socialità. Quindi l'orientamento è sul mese di settembre. Perché? Perché il Comitato Tecnico Scientifico ha chiarito che con le temperature più basse che si immaginano da ottobre possa essere, perché il virus è un virus sconosciuto ancora, possa esserci una ripresa epidemiologica con le temperature più basse, e quindi consigliava che all'interno del mese di settembre si potesse concludere la parte di elezioni anche riguardanti i ballottaggi. Da lì è venuta un'ipotesi del 13 e del 14. Attenzione, perché il governo da parte sua sulle elezioni amministrative, le regioni, perché le regole riguardanti gli aspetti elettorali e regionali sono di esclusiva competenza regionale, ma il governo e il Parlamento possono fissare dei tempi, anticipare i tempi di presentazione delle liste per non impattare sul Ferragosto. Questo per l'amministrativo, e le regioni, se lo vogliono fare, lo possono fare a livello locale. Però non è ancora ben stabilita, e lo si farà ovviamente entro mercoledì,
un'ipotesi di election day che potrebbe anche slittare di qualche settimana, il 20, il 21, insomma, ma all'interno del mese di settembre, perché in questo modo si possono coniugare le esigenze sanitarie con, se mi consente, le esigenze della democrazia, perché al di là di ciò che dicono i governatori uscenti, compreso il nostro, è giusto che ci sia un confronto, la possibilità di un confronto, di idee, di candidature. Questa è la democrazia. Non ho capito, quando diciamo possibilità di anticipare la presentazione delle liste, di posticiparla o di anticiparla? Cioè, al di là di 30 giorni? In questo caso di anticiparla rispetto, se dovesse impattare Ferragosto, andrebbe anticipata la presentazione delle liste. Ricordo che siamo a maggio, vero? Ecco, quindi, però ripeto, se ci fosse uno slittamento dal 13-14, che so io, di una settimana, già l'impatto su Ferragosto non ci sarebbe più. D'accordo, grazie. Ha chiesto di fare una domanda Alda Vanzan del Gazzettino. Buongiorno, mi sentite? Pronto? Sì. Buongiorno a tutti. Sottosegretario Variati, mi può spiegare ecco, allora avete sentito tutte quelle che sono le ultime novità per quanto riguarda i 3 sottosegretari veneti, sia sul fronte di quelli che saranno le ulteriori modifiche che sono state apportate al decreto rilancio, in modo particolare con questa modifica della normativa relativa alle responsabilità penali del datore di lavoro qualora si dovesse infettare di Covid naturalmente un proprio dipendente. Questo lo sappiamo, era stato un elemento di notevole malcontento da parte degli imprenditori della nostra regione. Sembra insomma che finalmente questo aspetto sia stato superato. Allora noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, restate con noi, a tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Andiamo subito a Jesolo perché oggi, lo sappiamo, è il primo fine settimana con la riapertura delle spiagge. Abbiamo quindi in collegamento Skype il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia. Buongiorno sindaco, grazie per essere con noi questa mattina. Buongiorno a voi e tutti chi ci sta vedendo e ascoltando. Ecco, allora innanzitutto com'è la situazione questa mattina a Jesolo, in questo primo sabato con le spiagge aperte? Diciamo, come previsto, sono arrivate tantissima gente ieri sera, ma anche stamattina, questa notte, gran parte credo siano le persone che hanno le seconde e terze case, e quindi c'è tantissima gente. Stamattina sono andato nel consueto bar in cui vado a fare la colazione, che andavo a fare la colazione perché è la prima volta che vado anch'io stamattina, e era strapieno di gente, voglio dire rispettosi di quelli che sono i protocolli che bisogna osservare, e quindi molto attenti anche ai gestori, quindi diciamo come primo assaggio di stagione non è male. Tanta gente, penso che qualcuno voleva andare anche in spiaggia, ma la giornata non è ideale, anche se qualcuno sta andando. Sì, c'è un sole, un po' nuvolo, c'è un po' di tempo incerto. Domani è previsto però una bella giornata, e quindi domani ci sarà tantissima gente sicuramente in spiaggia, perché alle seconde case a queste persone si aggiungeranno i vari pendolari che ovviamente dopo 2 o 3 mesi di ritiro avranno voglia di andare a prendere un po' di sole, aria, eccetera, e chi vuole anche fare il bagno. Ecco sindaco, allora intanto come ci si sta organizzando in spiaggia? Perché insomma dopo settimane di polemiche, di incertezze, finalmente sono arrivate anche le norme precise da seguire per l'apertura degli stabilimenti balneari. C'è già chi apre con questo fine settimana, i chioschi in spiaggia si stanno organizzando, la situazione com'è? Diciamo, ovviamente la spiaggia non è ancora pronta
ci vorrà ancora almeno una settimana per completarla, però diciamo le misure dei 10 metri quadri per un posto ombrellone non sono proprio così male e quindi si potrà comunque gestire la spiaggia in modo da accontentare credo quasi tutti. Ovviamente dai conteggi che hanno fatto i vari consorzi e stabilimenti avremo circa un 20-30% di posti in meno rispetto agli altri anni, perché ovviamente bisogna rispettare queste distanze, queste misure. Comunque ci stiamo attrezzando soprattutto perché dal primo weekend di giugno, quindi che è quello che inizia il 5-6 giugno, sarà obbligatoria la prenotazione e quindi qualche giorno prima informeremo i nostri ospiti che tipo di prenotazione si può fare tramite mail oppure tramite app e quindi spero che non nascano dei problemi, perché ovviamente la gente che è abituata a venire a Jesolo senza prenotare, qualcuno magari non saprà che bisogna prenotare, rischia di venire e poi dover tornare a casa, perché una volta che sono esauriti i posti automaticamente le altre persone non potranno accedere in spiaggia per prendere il sole. Però se uno viene per fare una passeggiata anche in spiaggia oppure fare il bagno, può comunque venire anche se non ha il posto spiaggia, che appunto è necessario avere attorno a un unico posto almeno 10 metri quadri di superficie, non per persona ma per nucleo familiare. Ovviamente se viene una coppia con i figli possono stare vicini, non è un problema, come sono a casa sono anche in spiaggia. Poi c'è l'obbligo che qua al momento che entreranno in spiaggia proveremo la temperatura. Bisogna arrivare con la mascherina, uscire con la mascherina, sotto l'ombrellone quando si prende o sul asciugamano non serve la mascherina, si può fare il bagno senza mascherina, ci saranno dei percorsi per entrare e per uscire dalla spiaggia, anche per entrare e per uscire dall'acqua per chi va a fare il bagno. Quindi una serie di regole che ci stiamo attrezzando, ma sicuramente per i primi di giugno saremo pronti e informeremo tutti quanti i nostri numerosi ospiti di tutte queste novità. Ecco Sindaco, sono novità sicuramente molto importanti e molto impattanti anche su quella che sarà la vita nella spiaggia di Jesolo, anche perché fisicamente come farete a controllare? Se uno viene in spiaggia per passeggiare, quindi non serve la prenotazione, ma serve se si staziona in spiaggia, quindi se uno mette giù l'asciugamano e l'ombrellone, ma se uno ovviamente affitta l'ombrellone nello stabilimento balneare, il problema è anche più facilmente risolvibile, in quanto si controllano il numero di prenotazioni e il numero di ombrelloni. Ma per le spiagge libere, ad esempio, per i tratti liberi di arenile, oppure per chi viene soltanto per fare il bagno e magari si siede un attimo sul bagnasciuga, come farete a controllare e a gestire tutte queste persone? Cioè la spiaggia sarà blindata, recintata con dei tornelli? Come sarà possibile fisicamente gestire, se pensiamo poi ai flussi di persone che solitamente d'estate affluiscono appunto nella città di Jesolo? Sì, non sarà sicuramente facile, però ci stiamo attrezzando. Allora, per coloro che vanno nelle spiagge attrezzate, quindi che sono le spiagge dove vanno quelli clienti degli alberghi, degli appartamenti eccetera, non ci sarà problemi, perché sarà come l'anno scorso e quindi basterà che lo stesso albergo o loro direttamente faranno le prenotazioni e avranno sempre lo spazio ovviamente assicurato. Il problema, come diceva, è sicuramente le spiagge libere. Le spiagge libere che sono individuate saranno controllati gli accessi direttamente dagli operatori degli stabilimenti, quindi bagnini, però ci saranno anche degli steward in più. Aiuteranno nel controllo, soprattutto nei primi weekend, la nostra polizia locale e anche le forze di polizia, finanza, carabinieri e polizia di Stato, che già abbiamo preso dei contatti perché ovviamente il problema secondo noi sarà proprio i primi giorni, perché non tutti sapranno che bisogna prenotare. Quindi anche per la spiaggia libera bisogna prenotare il posto, insomma i metri quadri che verranno utilizzati dalla persona o dalla famiglia? Soprattutto per la spiaggia libera, il problema sarà soprattutto la spiaggia libera. Comunque la spiaggia libera, che confermo ancora, perché ci sono tanti che chiedono, non si paga, sarà ancora gratis,
Uno prenota, quindi parte da Treviso, da dove viene, sa che ha il suo posto nella zona che lui ha scelto, avrà un numero, con quel numero il bagnino quando arriva, dopo che gli hanno provato la temperatura, i vari nuclei eccetera, sarà accompagnato sul posto. Il problema è le persone che non hanno prenotato. Allora le persone che arrivano, che non hanno prenotato, sul posto ci sono delle persone che insegneranno come prenotare, col smartphone, col telefono, con tutto, e quindi se c'è posto accederanno dalla battigia, andranno direttamente in spiaggia. Il problema ci sarà soprattutto nei giorni in cui c'è tanta gente, in cui non ci saranno più posti nelle spiagge libere. A quel punto là, quelle persone là dovranno ritornare il giorno dopo, perché le prenotazioni si faranno sulla spiaggia libera giorno per giorno. Ecco, Sindaco, mi scusi se insisto su questo aspetto delle spiagge libere, perché sarà sicuramente forse l'aspetto più complicato da gestire e più difficile anche da capire per i visitatori. Insomma, sappiamo in quanti siano, soprattutto appunto dal nostro Veneto, a frequentare la spiaggia di Jesolo, magari come pendolari, come giornalieri o piuttosto come visitatori del fine settimana, nel gestire la spiaggia libera. Se uno ha il posto prenotato, cioè verranno individuati i posti con dei recinti, io arrivo col mio ombrellone e il mio asciugamano e mi diranno mettiti qui in questo recinto, cioè come sarà strutturata la spiaggia, Sindaco? I posti, i famosi 10 metri quadri, non saranno recintati ovviamente, ma saranno individuati. Al centro saranno diciamo quei palletti che in qualche modo c'è l'ombrellone, va messo l'ombrellone, però qualcun altro si sta attrezzando, mettendo dei segnali per terra, ognuno poi usa un po' di fantasia. Cioè dei picchetti, insomma, segneranno i posti di spiaggia libera. Certo, la spiaggia libera è la cosa più difficile da controllare. Infatti su questo stavo appunto insistendo, perché immagino che sarà difficile far capire alla gente come fare e anche evitare che possano avvenire, come dire, degli screzi anche tra le persone, perché immagino chi arriverà sulla spiaggia e non lo sa, chi si allargherà un po' da una parte piuttosto che dall'altra, essendo che naturalmente nella spiaggia libera non ci sono già gli ombrelloni predisposti, così come avviene negli stabilimenti balneari. Non si rischia un po' un caos? No, io spero di no. Comunque diciamo i controlli ci saranno, ma io credo che ormai tutti noi ci siamo responsabilizzati e quindi sappiamo quali sono i comportamenti. Comunque ci saranno dei cartelli che diranno quelle che sono le norme da rispettare. Io credo che tutti noi ormai ci siamo abituati a stare a casa per 2 o 3 mesi, quindi ci abitueremo anche a queste piccole nuove regole che ci sono. Ecco, una parentesi, Sindaco, per quanto riguarda i costi, perché abbiamo già sentito, insomma, in altre località che c'è un po' di malumori da parte degli usuali, insomma, fruitori della spiaggia, per dei rincari nei prezzi, giustificati ovviamente per il fatto che allargando gli spazi gli ombrelloni sono meno, ci sono anche spese di sanificazione delle sdraio, piuttosto che appunto dei servizi, delle docce e quant'altro. A Jesolo ne avete parlato con gli operatori? Sì, diciamo che gli operatori hanno deciso di non ritoccare i prezzi a Jesolo quest'estate, anche se i posti sono meno. Tra l'altro stanno aumentando anche i costi, perché c'è il problema, c'è la disinfestazione che sarà obbligatoria di posti. Cioè, se arriva uno la mattina su un lettino e sugli sdrai, che adesso si usano poco, eccetera, al momento che si dovesse cambiare, magari uno arriva nel pomeriggio, prima ci deve essere una disinfestazione che devono fare ovviamente gli addetti allo stabilimento balneare. E una cosa che invece ci sarà è la gratuità, l'ho detto prima ma lo ripeto, dei posti spiaggia sulla spiaggia libera. Quindi le persone che arriveranno con il loro asciugamano, con il loro ombrellone, una volta accompagnati dai bagnini o dagli addetti alla spiaggia, sul loro posto non avranno assolutamente niente da pagare.
Ecco, questo dunque è quello che dovremo aspettarci, insomma, sulla spiaggia di Jesolo durante la giornata, ma sappiamo naturalmente, Sindaco, che Jesolo è famosa anche per la vita notturna. Sono tantissimi i giovani che amano frequentare la località balneare veneziana per la vita notturna, per i locali, per i bar, per i ristoranti, per le discoteche che ancora sono chiuse e non si sa ancora quando riapriranno. Comunque di fatto molti locali hanno già riaperto, e con questo fine settimana si comincerà, insomma, immaginiamo il consueto pendoralismo del venerdì sera, del sabato sera, dei ragazzi che vengono nella sua città. In questo senso, Sindaco, come vi siete organizzati? Abbiamo sentito proprio poco fa dalle parole del sottosegretario all'interno Achille Variati dal Viminale questa direttiva, insomma, che è arrivata a tutte le prefetture, quindi a scendere alle forze dell'ordine, di tolleranza zero nei confronti di tutti quegli episodi che si sono visti nei primi giorni di apertura dei locali nelle città. Nel fine settimana ora dai centri cittadini ci si sposta sulla costa, no? come accadeva anche prima ovviamente del coronavirus. Come vi siete preparati, Sindaco, con la polizia locale? Diciamo che abbiamo fatto prima di tutto 2 provvedimenti importanti proprio questa settimana come comune, e quindi daremo la possibilità, ancora no, ovviamente non è partita questa nuova cosa, a tutti i bar e ristoranti, snack bar, gelaterie, pasticcerie eccetera, che sono nella via principale, visto la limitazione che avranno i posti a sedere, di uscire alla sera, dal momento che parte l'isola pedonale, di uscire sulla strada, quindi faranno delle terrazze al momento, e quindi dalle 7-8 di sera fino a mezzanotte potranno tranquillamente svolgere la loro attività in strada, oltre che all'interno del locale ovviamente, ma siccome tantissime attività hanno degli spazi molto limitati, e quindi abbiamo dato l'opportunità di ampliarsi, tra l'altro senza pagare il plateatico, per appunto andare incontro alle esigenze di questi imprenditori, per far sì che riescano in qualche modo a salvare la stagione. Le discoteche, ovviamente Jesolo è importante per il mondo della notte, come giustamente diceva lei, e quindi siamo andati incontro e cerchiamo di aiutare anche gli operatori della notte, così chiamati, e quindi sospendiamo, per chi vuole ovviamente, si sospende provvisoriamente la licenza di pubblico spettacolo, che è quella che consente di ballare, e manteniamo invece in vigore, ovviamente per questo periodo transitorio, la licenza di somministrazione di alimenti e bevande, quindi possono fare musica, cibo, bibite da bere, eccetera. Tra l'altro questi locali, le discoteche prevalentemente, hanno degli spazi enormi, perché oltre ad essere molto ampi all'interno hanno delle terrazze, dei giardini, eccetera, quindi c'è la possibilità di distanziare molto le persone che si godranno l'aperitivo, ma soprattutto la cena, eccetera. Ovviamente ci potrà essere una musica un po' più alta degli altri locali che sono sulla via principale, visto che sono dislocati tra l'altro di solito in periferia della città, e quindi daremo l'opportunità anche a questi esercenti di poter in qualche modo salvare un po' di stagione, sperando che magari a luglio anche le discoteche possano aprire. Si potrà al momento, diciamo, mangiare e bere qualcosa, ma non ballare, allora, in delle sorte di disco-ristoranti, insomma, di ristoranti con musica un po' più alta del solito, ecco. Non si può ballare, ovviamente è proibito, come non possiamo fare purtroppo a Jesolo i tanti eventi che facciamo nelle varie piazze, perché diciamo durante l'estate noi facciamo circa 500 eventi nelle varie piazze di Jesolo, tra eventi in genere, e questi sono vietati, e quindi per ora non si può fare nulla. Luna Park, Sindaco? Luna Park credo che non si possa aprire Luna Park. Non sono sicuro, però credo che non si possa aprire per ora.
Ecco Sindaco, allora oggi è sabato, volevo chiedere se vuole anche approfittare insomma di questa finestra per lanciare un appello anche alle tante persone che già da questo fine settimana cominceranno ad affollare Jesolo. Abbiamo visto in molte città del Veneto i sindaci hanno emanato diverse ordinanze, alcune anche molto rigorose proprio per evitare movida, per evitare assembramenti e per evitare appunto tutti quei problemi che purtroppo in seguito a questi comportamenti si potrebbero verificare. Vuole rivolgersi, vuole fare un appello ai giovani soprattutto, ma anche alle tante persone che magari con la seconda casa sono use frequentare Jesolo? Ma diciamo che io la scorsa settimana invitavo i possessori delle seconde case e i giovani a non venire a Jesolo perché non si poteva. Adesso li invito a venire a Jesolo, però di essere rispettosi di quelle che sono le regole, perché Jesolo è pronta ad ospitarli, si sta attrezzando molto bene, tra una settimana o due saremo pronti con tutti, non solo con i locali ma anche con la spiaggia, quindi venite, però rispettiamo tutti, rispettiamo le regole, anche perché la polizia locale, come dicevo prima, assieme alle altre forze di polizia, faranno dei controlli abbastanza severi, soprattutto in questo periodo. Quindi mi raccomando, venite, divertitevi, non ci sono problemi, però rispettiamo le norme, perché rischiamo di rovinare tutto e sarà un danno non solo dal punto di vista fisico, della salute, ma sarà un danno anche dal punto di vista economico per tutti noi. Quindi rispettiamo le norme, comportiamoci bene e divertiamoci, perché è giusto che le persone dopo 2 o 3 mesi che sono stati a casa possano divertirsi con i propri amici, conoscenti, eccetera. Ecco Sindaco, che estate sarà? È chiaro che in questo momento è difficile fare delle previsioni per chiunque, perché come abbiamo visto insomma in queste settimane è una situazione in continua evoluzione, anche nei provvedimenti il tiro viene aggiustato insomma man mano a seconda anche di quella che è la situazione sanitaria, di quelle che sono le decisioni governative. Ma secondo lei quest'estate del 2020 a Jesolo come sarà? Ma sarà un'estate difficile perché oltre il 50% dei nostri ospiti sono stranieri e quindi mancando quella parte di turismo importante per la nostra economia non ci sarà, almeno speriamo da luglio almeno ci sia. Quindi credo che però che soprattutto dai segnali che sento io nei vari... Buongiorno a tutti, siccome... Ecco, allora Sindaco, io la ringrazio, vedo che sta iniziando la conferenza stampa del governatore Zaia, quindi io ringrazio il Sindaco Valerio Zoggia per questo collegamento, grazie mille, buon lavoro a lei Sindaco. Noi andiamo in diretta a Marghera con la conferenza stampa del governatore Zaia, la sede della Protezione Civile. Vediamo. E passerei subito al tema del bollettino innanzitutto. E dopo a darvi una comunicazione che è abbastanza veloce e poi lasciamo spazio alle domande. Allora, per quanto riguarda il bollettino, abbiamo 571.475 tamponi fatti, sono 10.000 anche ieri, 10.607 per l'esattezza, 10.607 tamponi ieri. Le persone in isolamento sono 2.852, calano sempre vistosamente, meno 2,80. Da ieri sono uscite 280 persone in isolamento. Il numero dei positivi è 19.069, più 10. Quindi l'incidenza siamo all'1%, l'1 per 1000 più o meno. Il numero positivi 10.069, incidenza, se considerate che sono 10 positivi in più, sui tamponi che abbiamo fatto 10.000 sono l'1 per 1000. I ricoverati sono 5,34, meno 7 anche nelle ultime 24 ore. E i signori lì possono accomodarsi dentro? Sì, grazie mille. Sì, non li lasci là in piedi. E fra l'altro dei 534 positivi 205, negativi 289, quindi vedete che più della metà si sono negativizzati. Le terapie intensive insomma ci danno un numero che è assolutamente incoraggiante, 40 in terapia intensiva con
positivi 14 e 26 negativi. I dimessi sono 3.258 più 4. I morti in ospedale sono 1.348 più 6 e 1.865 i morti in totale, 1.865. Dovremmo fare un cartello con i morti totali, magari un cartello unico in modo tale che si veda il dato. I nati 87. Allora, oggi, e per questo abbiamo lavorato ovviamente con l'assessore Lanzarini, l'assessore Bottacin, la dottoressa Russo, l'avvocato Botteone, anzi potremmo anche invitare anche l'avvocato, so che sta finendo la stesura dell'atto. Oggi io presento un'ulteriore ordinanza, e questa è un'ordinanza, come si può dire, di riequilibrio, di ulteriore programmazione di apertura. E tutti noi sappiamo che siamo aperti al 90%, ma ci sono ancora molti fronti che pesano, sui quali ancora di apertura non ce ne sono state fatte. Allora, l'ordinanza è un'ordinanza che vuole assolutamente essere in linea con quello che è stato deciso a livello nazionale col DPCM. Vi ricordo che il DPCM approvato domenica 3, era domenica? No, sabato 2, sabato notte, no, anzi il DPCM del domenica 3, che è arrivato alle 5 di sera, fra l'altro, adesso ricordo, prevede che rispetto... Sì, 17, scusate, sì, 17 e poi abbiamo aperto il 18. Sì. Prevede che, sì, è quello della scorsa domenica per capirci, una settimana fa, prevede che ci sia la possibilità, fatte salve diciamo le indicazioni delle linee guida, di anticipare delle aperture. Il DPCM peraltro recepisce nel testo e allega negli allegati le linee guida delle regioni, la conferenza delle regioni. Ieri sera la conferenza si è riunita in virtù di un lavoro poi fatto peraltro per una commissione nazionale governata dalla dottoressa Russo, ha redatto, o meglio sono state approvate, ho partecipato anch'io perché era la conferenza dei presidenti la sera, abbiamo approvato tutte le linee guida che noi alleghiamo nell'ordinanza di oggi. Quindi si sono migliorate e incrementate le linee guida dell'allegato iniziale, quello di domenica scorsa. In più oggi noi, oltre a allegare le linee guida, quindi metteremo online le linee guida diciamo definitive, o meglio quelle approvate ieri sera, oggi do firma, poi dovete avere pazienza, cioè il testo ce l'abbiamo già, stiamo facendo un paio di verifiche giuridiche, e do firma a una ordinanza che sostanzialmente mette in linea, dà delle aperture rispetto ad alcune attività. Allora, attività commerciali e sociali, o meglio attività economiche e sociali, scusate, ho letto male io, dal 25 maggio, cioè dal lunedì, da dopodomani, fanno riferimento l'allegato 1, quindi le linee guida che troverete allegate le linee guida ve le distribuiamo già adesso, dopo vi daremo il testo dell'ordinanza. Allora, noleggio pubblico e privato di auto e altre attrezzature, bici, biciclette, moto, monopattini elettrici, eccetera. Qualcuno può dire, ma si noleggiavano già le auto. Sì, però adesso ci sono le linee guida e comunque ci sono altre attrezzature che non si noleggiavano. Quindi questa pone fine a tutto il tema dei noleggi che non si facevano, e quelli che si facevano hanno le nuove linee guida. Informatori scientifici del farmaco, anche loro possono avviare l'attività. Voi capite che questa era un'attività delicata, le linee guida ci sono e sono relative al fatto che questi operatori economici entrano in contatto con i medici, entrano negli ambulatori, quindi abbiamo chiarito anche questo. 3. Aree giochi per bambini in spazi pubblici aperti o aperti al pubblico, compresi gli esercizi commerciali, cioè giostrina sul centro commerciale, e strutture ricettive, la giostrina sul parco dell'albergo, del campeggio o quant'altro. Per gli spazi di proprietà pubblica possono essere fissate dalle amministrazioni comunali, attenti a questo, date di avvio diciamo successive a lunedì. Noi dobbiamo fissare una data, diciamo alle amministrazioni da lunedì
vi mettiamo nelle condizioni, qualora siate in grado di adempiere subito lunedì, di aprire. Se poi avete necessità di manutenzione, di tagliare l'erba, di fare una sanificazione o di fare diciamo altre attività, perché ci sono dei comuni che hanno anche molti punti ricreativi per i bimbi, decidete di aprire. Quindi dico ai cittadini che lunedì mattina non siate tutti lì a pigiare il campanello del sindaco del municipio chiedendo della giostrina perché non è aperta. Noi diamo facoltà da lunedì di avviare, ce ne saranno molte di aperte, e nel rispetto dell'autonomia dei sindaci poi decideranno loro, secondo i programmi comunali, quando aprire. Ma è importante che noi abbiamo detto che si può aprire, perché se no non potevano aprire. Circoli culturali, ricreativi e centri sociali. Luoghi di ritrovo di associazioni culturali, centri sociali come vi ho detto, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età per le attività di somministrazione di bevande e alimenti, attività motorie, sportive, formative, insomma c'è tutta la lista. Quindi anche qui dal 25 di maggio con le linee guida si va all'apertura. Guardate, è stato fatto un lavoro ciclopico, cioè voi pensate che si va dal normare, o meglio dare buone indicazioni all'apertura del centro culturale, del centro sociale, piuttosto che del circolo per anziani, in maniera tale di mettere in sicurezza tutti. 5. Formazione professionale, anche questa riparte da lunedì, attività formative non esercitabili a distanza. Voi sapete che avevamo lo smart working e la formazione a distanza, tutte queste attività, quali laboratori, attrezzature, strumenti, esami finali, attività di verifica, accompagnamento, tutoraggio e orientamento dei diversi percorsi professionali. Sbloccata tutta l'area formazione di qualsiasi ordine e grado, che è anche quella delle autoscuole, tanto per capirci. 6. Parchi tematici e di divertimento, giostre, spettacoli viaggianti, acquatici, avventura, zoologici, abbiamo anche il parco zoologico in Veneto, vi ricordo, e altri contesti di intrattenimento con ruolo interattivo dell'utente con attrezzature o spazi. Letto Carnival World, Gardaland, altri parchi minori, il parco di Bussolengo, tutto quello che insomma è il Luna Park, perché pensiamo anche all'offerta turistica. È ovvio che lunedì uno non si può presentare alla porta di Gardaland di Verzi che Zai ha detto che è pronto, però da lunedì c'è efficacia giuridica e ci sono le linee guida per mettere nelle condizioni gli operatori di cominciare a sanificare, a programmare, a progettare. Qualcuno dice, ma Zaia sbaglia perché apre troppo presto. No, noi, come abbiamo fatto con le spiagge, avete visto? Ci sono stati problemi. Dobbiamo metterlo nelle condizioni la gente di cominciare a pensare e avere una certezza giuridica. Quindi, immagino questi apriranno magari fra una settimana, 10 giorni, ma avranno la certezza di non dover stare lì a aspettare qualcuno che suoni la campanella. Dal 25 maggio 2008 è ammesso lo svolgimento delle seguenti attività nel rispetto dell'allegato 2. Le abbiamo separate in ordinanza, l'avvocato Botteone ha separato, perché abbiamo un allegato 1 che avete tutte le linee guida. Poi ci sono un allegato 2 che sono linee guida proprio nazionali, che non sono le linee guida delle regioni, ma sono delle linee guida nazionali. E sono per guide turistiche e professioni della montagna. Quindi anche dal 25, secondo linee guida nazionali, le guide turistiche e le professioni della montagna vanno in questa direzione. Però voi avete capito, e capito dall'impostazione dell'ordinanza, che noi stiamo preparando la culla per il neonato. Cioè, noi non abbiamo abdicato al ruolo turistico del Veneto, ma per far turismo ci vuole tutto il corredo che è rappresentato dagli alberghi, dall'offerta ovviamente ricettiva, ma anche da una serie di servizi che sono il parco acquatico, che sono le attività delle guide turistiche e quant'altro. Insomma, ci stiamo attrezzando, mettiamo in moto i motori al minimo, ma poi andranno a regime. Io immagino nel giro di una settimana, 10 giorni, saremo già, diciamo, a buon regime. Per questo abbiamo voluto partire prima. Inutile che andiamo al 13 agosto a dire che il 14 si fa turismo.
No, prima. Però volevo anche ricordarvi, lo dico agli albergatori, abbiamo dato una risposta a una FAQ che comunque magari rinnoveremo, potremo anche inserirla in questa ordinanza rispetto ai buffet. Abbiamo risolto il tema del buffet nell'albergo e quindi il buffet è elemento di mescita di alimenti e bevande e non è fuori legge. Ovviamente il buffet, ve l'avevo già detto l'altro giorno, dove è servito. Bene. Dal 1 giugno, quindi lasciamo perdere lunedì prossimo, dal 1 giugno, voi avete visto che sembra che abbiamo dimenticato le attività, ma non le abbiamo dimenticate. L'assessore Lanzarin anche stamattina ha fatto l'ultimo giro con le parti sociali e con le realtà delle scuole dell'infanzia e i centri estivi e quant'altro, e ne viene fuori che noi allora facciamo cosa? Diciamo, dal 1 giugno si parte, c'è una settimana, diciamo, cuscinetto, per due motivi, vi dico la verità, come al solito. Il primo necessario è quello di mettere tutti nelle condizioni di attrezzarsi, perché qui sì, se dici lunedì si apre, cioè sono i bimbi davanti alle porte. Il secondo, non irrilevante, ve lo dico, perché vogliamo, ma qui c'è la dottoressa Russo che può insegnare a tutti noi messi assieme, vogliamo anche vedere gli 8-10 giorni dall'apertura del 4 che produzione avranno rispetto ai contagi, a eventuali recrudescenze, e allora abbiamo detto, cioè aprire l'asilo ancora in una fase di limbo nella quale non sappiamo che ricaduta ci sarà rispetto all'apertura del 4 può essere rischioso. Quindi il primo, la prossima settimana. Servizi per l'infanzia 0-17. Considerate che le linee guida 03, secondo l'intesa con i colleghi presidenti, avranno anche una validazione nazionale, vista la delicatezza dell'utente, 0-3 anni, e quindi noi diciamo lunedì 0-17, sapendo che il 0-3 in settimana deve essere validato a livello nazionale dal Comitato Tecnico Scientifico, dall'Istituto Superiore della Sanità, da quello che è. Sempre il 1 giugno, questo è dei bambini. Ecco, volevo dire, altro aspetto, noi poi diciamo in questa ordinanza, lo dico perché comincino a pensare di mettere in moto i motori, con questa ordinanza annunciamo che appena abbiamo le linee guida, penso che sia questione di qualche giorno, perché io le ho già viste impostate, diciamo con successiva ordinanza saranno disciplinate le date di decorrenza e le linee guida, che non sono allegate oggi perché fisicamente non ci sono, da rispettare ai fini della ripresa delle attività di cinema, spettacoli con pubblico dal vivo, i concerti, il teatro all'aperto, il teatro in generale, attività dei centri termali e centri benessere, vi ricordate bagno turco e saune, e discoteche. Con questa ordinanza che spero di fare in settimana, chiudiamo tutta la partita. Adesso non chiedetemi, ma le discoteche quando apriranno? Sicuramente non il 1 giugno, però insomma vedremo di fare in modo di mettere in fila queste ultime attività assieme alle terme e quant'altro, e di riuscire sicuramente a fare l'operazione per giugno, io spero nella prima parte di giugno. Infine c'è una postilla che abbiamo messo dentro: i corsi per il rilascio di master si attengono alle disposizioni di cui è la scheda relativa all'allegato della formazione professionale, è un tema che ci è stato richiesto. Efficacia temporale, l'ordinanza scade il 14 giugno. Perché? Perché il 15 scade il DPCM e quindi ci sarà un resumé, ma guardate, io ho l'impressione, ve lo dico, che il 15 decadrà tutto e non ci sarà più ordinanza, perché nel momento in cui non ordiniamo più vuol dire che tutte le attività sono libere. Quindi immagino che il 15 potrebbe prudenzialmente, sarebbe da ritenersi prudenzialmente data ultima della fine del lockdown totale. Ho dimenticato qualcosa? Sì, mancano tra le sagre e le fiere, quelle tra le discoteche. Ah, le discoteche, sagre e fiere, scusate, ho saltato io nel leggere. Discoteche, sagre e fiere, cioè
insomma, sapete il Veneto quanto ricco sia di queste attività. Ovviamente dobbiamo scollinare questa prima fase di questi primi 8-10 giorni dal 4 di maggio per capire cosa accade dal punto di vista epidemiologico. Giustamente la dottoressa Russo, che è il governo della prevenzione, ci dice vediamo cosa accade. Io sarei disponibile per delle domande. Allora, Vanzan è stata in assoluto. Se volete facciamo prima un blocco a me e dopodiché magari se dovete chiedere sì. alla dottoressa. Allora, Vanzan, Emiliano, Salmaso, Parisi, scusa, e sei stata la prima magari, no? No. E Ledana, grazie Ivana per la pazienza. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Io credo che al di là delle date, quello che può preoccupare gli operatori siano le linee guida. Cioè io ho la possibilità di riaprire ma devo capire come. Certo. Quindi abbiamo un allegato 1 che sono le linee guida Conferenza delle Regioni e Veneto e un allegato 2 per tutte le altre attività che sono le linee guida nazionali, è corretto? No, però sono solo due attività, le guide turistiche e le professioni montane e basta. Queste linee guida nazionali, regionali, che vabbè, insomma, poi va bene per tutti, sono facili da rispettare sì. O ci metteranno gli operatori in difficoltà? Allora, sono state approvate dalla conferenza, quindi all'unanimità, e se ci sono aggiustamenti, perché poi allora, le linee guida come nascono? Nascono da una prima indicazione di raccolta di tutto quello che è le indicazioni dei comparti produttivi. Dall'altro poi c'è una ricaduta, un vaglio e una sintesi fatta dai servizi di prevenzione. Ricordo che la dottoressa Russo è coordinatrice del tavolo nazionale e poi se ne viene fuori. Io invito a leggerle, dopo se c'è qualche aggiustamento siamo qua, cioè non è che siamo come si dice, degli estremisti e fondamentalisti. Queste sono le linee guida nazionali approvate da tutti. Da comunità come la nostra che fa turismo, se parliamo di turismo, dall'Emilia Romagna, dalla Toscana, dalla Sicilia. Ho un'altra domanda invece che non riguarda le linee guida ma riguarda una polemica sui tamponi. Ieri lei ha specificato un po' quali sono i ruoli, la dottoressa Russo, praticamente la madre ha detto del piano di sanità pubblica e quant'altro. Il professor Crisanti se ne è uscito oggi con una dichiarazione riportata dalle agenzie di stampa in cui dice che il suo commento, cioè quello dell'altra sera quando dice contagi zero, e dando quindi notizia del fatto che non ci fossero più stati casi positivi, tema sul quale voi siete intervenuti ieri, ha detto che è stato strumentalizzato e poi dice che la dottoressa Russo, se aveva un piano sui tamponi, deve spiegare perché l'8 febbraio il suo ufficio mi ha intimato di non fare più i tamponi a chi tornava dalla Cina. Dire che aveva un piano, la dottoressa Russo, è una baggianata. Vogliamo prendere in giro tutti? La domanda che le faccio, Presidente, è: pare che ci sia quindi uno scontro aperto tra i suoi sanitari? Può rispondere? Allora, sui miei sanitari, allora. Premesso che il professor Crisanti è una colonna portante della sanità del Veneto, premesso che il professor Crisanti ha un grande merito di aver ottimizzato il lavoro di laboratorio che a lui compete, perché questa è la sua professione, cioè la microbiologia e quindi l'analisi di quello che è il virus in laboratorio, punto. Quindi nessuno discute l'alto valore scientifico del professore. Mi fermo qui, dopo per carità passo la parola, io non sapevo di queste robe, passo la parola alla dottoressa Russo, che qui mi spiace per le linee guida, a questo punto dico per fortuna, perché sennò dopo dovevo rispondere io a delle robe magari che posso non sapere bene. Dall'altro dico che la dottoressa Russo ha per legge l'obbligo e il dovere di redigere i piani di sanità pubblica, perché è il direttore della prevenzione. Per capirci, qualsiasi sanitario del Veneto può esprimere considerazioni sulla sanità, però è vero che il cardiochirurgo ti spiega come trapiantare il cuore, tutti gli altri possono dire che hanno studiato il trapianto del cuore. Dico, io non ci trovo nulla da far polemica, mi spiace e sarà mio ruolo rimettere insieme i cocci anche di questa ulteriore polemica, però direi che non ci vogliono polemiche, non servono a nulla le polemiche, e continuo a dire che
che la dottoressa Russo ha presentato il piano di sanità pubblica, all'interno del quale c'erano anche ovviamente la diagnostica. Guardate che i tamponi non li ha inventati nessuno, non li ha inventati Zaia, non li ha inventati la Russo, non li ha inventati Crisanti, non li ha inventati Galli, nessuno. I tamponi sono più vecchi di noi. Cioè, storicamente si fanno i tamponi per andare a intercettare i virus. Cioè, non vorrei che qualcuno pensasse che i tamponi arrivano col coronavirus, perché allora vuol dire non aver capito. Non sto parlando dei clinici, perché i tamponi sono una modalità diagnostica. Ieri io anche vi ho detto che secondo me verrà sorpassata da altre, perché è talmente grosso il problema, il business del coronavirus, che è inevitabile che qualcuno ci investa per risolvere il problema del tampone, che comunque è un metodo analogico per fare il prelievo, se ci pensate, in un mondo che va in tutt'altre direzioni. A questo punto lascio la parola alla dottoressa Russo. Io la lascio, cioè, non so, dica lei, perché sta storia ad esempio dei cinesi è meglio che ve la chiarite tra di voi. Io passi qua, a questo punto alla dottoressa Russo se è vero che lei l'8 febbraio il suo ufficio, la cosa era già venuta fuori sui giornali, però il professor Crisanti la ripropone, il suo ufficio, cioè l'ufficio della dottoressa Russo, dice l'8 febbraio gli ha intimato di non fare più i tamponi che tornava dalla Cina. Dire che aveva un piano di tamponi è quindi una baggianata. Mi coglie un po', insomma, impreparato questo attacco, perché non lo trovo corretto. Come dice il Presidente, ognuno ha il suo ruolo per quello che ha studiato e per la propria formazione. Io ho la direzione, ho questo onore di avere la direzione di questa regione, e nel tempo abbiamo fatto la pandemia del 2009, abbiamo fatto l'Ebola, abbiamo fatto la West Nile, abbiamo affrontato i FAS e adesso affrontiamo il Covid. Diciamo che la sanità pubblica ha il compito di pensare a chi fa che cosa e come lo fa. E questo è il nostro modo di lavorare. È chiaro che la componente organizzativa e di pianificazione deve mettere insieme le competenze di tutti gli altri operatori, che ognuno nel proprio ruolo deve svolgere la propria attività. Io ho redatto diverse, l'ho detto l'altro giorno, procedure operative. Per la fase 1 sono 4. La prima è appunto chiamata procedura operativa 0 e poi 1, 2, 3. Adesso stiamo scrivendo la prima della fase 2. In ogni procedura operativa, a seconda dello scenario epidemiologico, scriviamo le cose che rispettano le indicazioni del Ministero innanzitutto e poi l'organizzazione della Regione. Io ho mandato una lettera al professor Crisanti chiedendo quali erano gli elementi che servivano al laboratorio perché gli potessero pervenire i tamponi che dovevano essere fatti ai casi sospetti. Il professor Crisanti mi ha risposto con nota, mandandomi gli allegati che dovevano essere distribuiti agli operatori sul territorio, ai servizi di igiene e sanità pubblica, e noi l'abbiamo fatto. Abbiamo costruito questa procedura operativa con i vari allegati. Non ho ricevuto nulla che chiedesse alla mia direzione la possibilità di fare dei tamponi ai cinesi. Questa notizia l'abbiamo appresa l'11 febbraio da una dichiarazione che il professor Crisanti ha fatto al Corriere del Veneto, e in quello stesso giorno io ho predisposto una lettera su indicazione del dottor Mantoan, che è direttore dell'area sanità e sociale, per chiedere al professor Crisanti se rispetto alle sue dichiarazioni ci fossero delle indicazioni ulteriori rispetto a quelle che noi avevamo, di cui eravamo in possesso, di tipo nazionale o internazionale, che davano questo tipo di indicazione, questo tipo di indirizzo, o se lui era interessato a presentare un progetto di natura, diciamo, di ricerca, perché altrimenti bisognava giustificare, insomma, di non distogliere risorse da quelle che invece erano le indicazioni nazionali. Il professor Crisanti, con una lettera datata il 12 febbraio, risponde e ringrazia il direttore
della lettera e della possibilità di chiarire quelle che erano le sue affermazioni fatte alla stampa, che dalla stampa erano state travisate. E dice che lui era in linea con quelle che erano le indicazioni nazionali, che allo stato attuale non prevedevano tamponi agli asintomatici che rientravano dalla Cina, che lui comunque sosteneva che questo poteva essere utile, ma che avrebbe seguito quelle che erano le indicazioni nazionali e poi nel tempo si sarebbe visto il da farsi. Questo è il contenuto della lettera del professor Crisanti. Adesso dico queste cose, insomma, anche sull'onda dell'emozione di questo attacco che mi sembra assolutamente gratuito e non c'è nessuna interferenza fra le competenze mie e del professor Crisanti o di altri colleghi che operano al massimo nell'ambito della propria professionalità, nell'ambito della propria specialità. Però insomma mi sembra un po' gratuita, ecco. Mi sembra gratuito questo tipo di affermazioni. Quindi io non sono in competizione con nessuno, faccio il mio lavoro. A breve avremo modo, se vuole Presidente, di mettere anche sul sito il nostro documento strategico, quello che stiamo completando, perché così come ho fatto per altre tematiche, voi lo sapete, soprattutto per l'inquinamento delle sostanze perfluoroalchiliche, ho sempre fatto delle procedure operative che poi hanno reso disponibile tutto quello che abbiamo fatto, l'abbiamo consegnato alle autorità sanitarie, l'abbiamo consegnato alla Procura, a tutti quelli che ce l'hanno chiesto. E il nostro modo di operare, quello della mia direzione, quello di mettere insieme tutto quello che noi facciamo, in modo da renderlo sempre disponibile e trasparente. Quindi le procedure operative ci sono tutte le note che noi ci siamo scambiate, anche quelle che ho appena citato, quindi non mi sto inventando nulla, sono disponibili, non c'è nessun tipo di contrasto, non c'è nessun tipo di confronto, però è mio modo di operare e su questo non transigo il fatto che io dico la verità sulla base delle cose di cui dispongo. Ecco, questo lo voglio chiarire assolutamente. Poi se ci sono domande tecniche invece sulle linee guida penso che sia... Sempre su questo tema, dottoressa, così per quanto mi riguarda poi chiudo la raffica di domande. Sempre il professore dice che lo avete ostacolato, nel senso che gli avete dato un carico enorme di burocrazia. Sempre agenzia di stampa: se non avessimo usato i reagenti dell'Imperial College ci avremmo messo 1 mese e mezzo a sviluppare i tamponi, con tutta la burocrazia che ci hanno messo. Secondo lei? Guardi, io per quanto riguarda il mio ruolo non ho nessuna burocrazia in questo senso, perché non dipende da me l'acquisto dei reagenti e quindi non sono a conoscenza di burocrazie che possono riguardare l'acquisto dei reagenti. È un argomento che non compete alla mia direzione. No, se è possibile riprendere questo argomento, visto che ci è stato affrontato. No, prego, aspettiamo. Poi Emiliano, poi Parisi. Prego. No, non so se ho dico la parola. No, volevo inserirmi nelle domande che aveva fatto Alda Vanzan per capire, cioè mi pare che volevo anch'io capire un po' più nei dettagli, quindi il rapporto di collaborazione tra la Regione Veneto e il professor Crisanti, se ci può riassumere le date precise dell'avvio di questa collaborazione, perché i giornali hanno dato conto in precedenza di una polemica che era nata quando il professor Crisanti aveva inviato una lettera e il direttore generale della sanità Mantoan aveva spiegato che il tipo di profilassi da lui prospettata non rientrava nelle linee guida del Ministero della Sanità e quindi i tamponi non si potevano fare. Questo argomento, ecco, lei vedo che scuote la testa, vuol dire perché non c'è nessuna lettera, non c'è nessuna richiesta. Capire bene, perché poi alcuni gruppi in Consiglio regionale hanno addirittura presentato un'interrogazione su questa vicenda ed è diventato un caso nazionale, quindi se riusciamo a fare ordine una volta per tutte gliene saremo grati. Ecco, sì, prego. Diciamo che si è trasformato in una sorta di interrogatorio. Allora io dico che il professor Crisanti ha dichiarato che voleva fare i tamponi ai cinesi attraverso la stampa. Non è arrivata nessuna richiesta formale, no. La lettera che ha scritto è stata di chiarimento a seguito della lettera che io ho preparato
a firma del dottor Mantoani, che è il direttore dell'area sanità e sociale. E siamo all'8 di... No, le dichiarazioni sono state l'11, la lettera è partita l'11, la lettera di risposta, una è arrivata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, perché la lettera inviata dal dottor Mantoani era stata indirizzata al direttore generale, perché lui che risponde dell'azienda ospedaliera, e al dottor Crisanti. E la risposta è stata del direttore generale e del dottor Crisanti, nei termini che vi sto dicendo. Poi si va, scusi, posso? Il 12. Il 12 di marzo. Il 12 di febbraio. Poi si va al 21 febbraio, riunione generale nella sede del quella è una cosa diversa. Di Padova. Ecco, no, appunto, lì, da quello che ha detto il Presidente Zaia, da quello che ha spiegato lei ieri, avviate lo screening di massa su voi. Certo, bene. certo. Allora, quando che fino ad allora non era previsto. Perfetto. Quando si inserisce poi il professor Crisanti nella tappa successiva, che comincia quando? Ce lo può dire questo? Allora, il 21 è stata presa questa decisione, come ho detto ieri. Nei giorni successivi si sono fatti i tamponi. Mi pare che il 3 abbiamo fatto l'incontro con il professor Crisanti presso l'assessorato, con l'assessore e con il professor Merigliano e un altro mio collaboratore, dove il professor Crisanti ci ha presentato un progetto, quella volta sì, per quanto riguarda il fare i tamponi alla comunità di Vo prima che finisse, diciamo, la chiusura del comune a fine, insomma, del periodo di restrizione di questa località. Mi pare che fosse o il 2 o il 3 marzo. Sì. Perfetto. E posso chiederle quanto costa questa? 150.000 euro. Mesi dalla Regione Veneto, certo, dati al sì, Crisanti. C'è una delibera di giunta, sì, beh, chiaro. Io me la mandai la delibera, vi ricordate? Ce ne abbiamo vista di carte in questi giorni. Se posso permettermi, forse un elemento di confusione, mi approfitto della tua domanda, è qui. Prego. Si confonde lo studio, cioè la ricerca scientifica di Vo, che arriva alla fine della quarantena, perché il professor Crisanti ha chiesto a me, e secondo me ha avuto una bella intuizione di approfittare dei dati. Spesso si confonde, anche maldestramente da parte di qualcuno, come il piano di sanità pubblica per il Veneto, non c'entra niente. Sono cose diverse. Cioè, a voi il professor Crisanti mi chiama e mi dice: lei ha fatto una bella scelta, esiste una cosa sola, cioè l'unica realtà al mondo che ha un tamponamento di tutti i cittadini all'inizio della quarantena, non esiste al mondo. E a questo punto io ne approfitterei per metterci sopra una pubblicazione scientifica facendo i tamponi alla fine, ma non c'entra niente con il piano del Veneto, con tutte le attività. È una nobilissima attività di ricerca scientifica, punto. Che infatti poi ha avuto un proseguo, l'abbiamo presentato al professore con i prelievi del sangue. Ma non c'entra niente con il piano di sanità pubblica. E non c'entra niente col fatto di tamponamento di cinesi. Tant'è vero che l'esperienza di Vo, da quello che so io, è stata anche scritta dal professore e dai suoi collaboratori per una richiesta di pubblicazione delle riviste scientifiche. Come chi esiste, insomma. Che esiste, però stiamo parlando di un'ottantina di casi, cioè vorrei ricordarvi che stiamo parlando di un'ottantina di positivi tracciati e controtracciati, cioè non è che stiamo parlando di 5 milioni di veneti. Emiliano, scusa se ma oggi i turni saltano un po'. Non c'è problema. Io, se possibile, vado su un'altra tematica, volevo un piccolo dettaglio tecnico. Ieri ci ha parlato dell'RT e ci aggiriamo insomma allo 0,41. Volevo capire perché invece al Veneto sembra, almeno leggendo, diano sempre uno 0,53, cioè è sempre no, il 0,53 è quello successivo, che è arrivato ieri sera in forma riservata. Ok, perché lei spiegava che è importante per proprio anche... Sì. Allora questo lo chiarisco, grazie della domanda. Allora 0,41, 0,42, 0,50 non cambia nulla. Diciamo che è naturalmente molto instabile perché è legato alla segnalazione dei casi, viene calcolato anche in base alle notifiche che presentano i dati legati all'inizio dei sintomi. Quindi sulla base di questo il Ministero fa un conteggio automatico, una formula che ti dà un indice di contagiosità. L'importante è che questo indice di contagiosità si mantenga sotto 1. Quando si mantiene sotto 1 sta ad indicare che la contagiosità
presente in quella regione e basta. Infatti io, siccome pensavo che mi avreste fatto una domanda su questo, ancora questo non l'ha visto nessuno, l'ho fatto vedere solo all'assessore, ci danno per la settimana, questo è ancora in via confidenziale, dall'11 al 17 maggio una stima dell'R/T pari a 0,56 e per quanto riguarda la classificazione della regione in termini di rischio viene definito basso. Non abbiamo nessuna allerta perché in base alle cose che vi ho spiegato ieri, come capacità del sistema sanitario di contenere l'epidemia, quindi il numero abbiamo 0 allerte, e anche come criticità rispetto ai casi segnalati abbiamo 0 allerte. Quindi, sempre tenendo le dita incrociate che insomma le cose continuino ad andare con la stessa frequenza con cui, insomma, con la stessa dinamicità con cui si stanno presentando, siamo adesso in una condizione di bassa contagiosità e quindi, insomma, anche appropriata rispetto alle azioni che si vogliono portare avanti riguardo alle aperture e quindi, diciamo, alla ripresa di tutte le attività produttive e di tutte le attività sociali. Anche tra regione e regione. Certamente, però questo non lo possiamo decidere certo. adesso, insomma sono cose che poi decidiamo insieme alle altre regioni e insieme al governo. Grazie dottoressa, attendo poi quando il Presidente torna al microfono. Dopo facciamo l'ordinanza, finiamo l'argomento. Parisi Gordic. Sì, io veramente avrei delle domande per il Presidente, non so se... Va bene, allora bene. Gordic, hai domande per la dottoressa Russo o chiamiamo il Presidente? Passano attraverso la dottoressa, cioè quindi vuoi la Russo adesso? Sì, ok. Qualcuno che mi risponda in merito a questa bassa contagiosità, sì, cito il Presidente Zaia perché in questi mesi spesso sono stati lodati i giovani perché effettivamente hanno aiutato tantissimo, se ne sono stati bravi e buoni in casa, adesso evidentemente questa cosa è esplosa. Ieri sera a Padova dicono le piazze erano presidiate come a Beirut negli anni '80 dalla polizia ed effettivamente la movida era tranquilla, ma girano delle immagini da panico che arrivano invece da Verona. E questa contagiosità in qualche modo può passare attraverso queste piazze piene di gente, di ragazzi senza mascherine. Che cosa si può fare? Allora, voi sapete che una delle misure principali è quella di evitare gli assembramenti. Dove ci sono assembramenti ci sono rischi. Che si tratti di ragazzi, che si tratti di adulti, che si tratti di anziani, a maggior ragione, è chiaro che l'assembramento è una condizione di rischio. Questo è il messaggio che deve passare. Pertanto, se vogliamo responsabilizzare qualsiasi, diciamo, fascia di età, dobbiamo dire che non bisogna fare assembramenti, cioè significa di non stare troppo vicini. Questa è la traduzione. Se non si può stare distanti perché stiamo svolgendo un'attività per cui stiamo parlando, ci stiamo insomma confrontando, utilizziamo la mascherina. Dove non si può rispettare la distanza interpersonale, in questo momento bisogna utilizzare la mascherina. Questa è la condizione che ci protegge. Come e quando questo tipo di comportamenti si potranno riflettere su un aumento dei casi, è chiaro, non lo sappiamo, ma siccome dobbiamo agire in prevenzione, dobbiamo evitare che questo possa accadere. Ci sono sanzioni, da 400 a 3.000 euro. Io ho una domanda. Poi poi Antonella Prigioni. Dai, no, era un altro sulle linee guida, in realtà sugli spettacoli itineranti. Ma... Allora, Antonella Prigioni. Fondamentali delle linee guida per la riapertura dei vari centri nelle varie fasce di età, dai 0-3 piuttosto che dai 3 ai 17. Allora, noi naturalmente abbiamo seguito, per quanto riguarda la stesura delle nostre linee guida, anche quello che è contenuto nel DPCM come allegato. Nel DPCM non c'è la fascia 0-3 perché, come ha spiegato il Presidente, insomma è ancora in discussione. Gli elementi fondamentali sono il numero dei bambini per educatore, poi sono il fatto che ogni nucleo di questi numero di bambini deve essere considerato quasi un nucleo epidemiologico, cioè
un nucleo che non interferisca con gli altri nuclei, quindi attività separate, questo per garantire che nel caso in cui ci dovesse essere un caso sospetto o confermato abbiamo la possibilità di enucleare quel singolo gruppo. Abbiamo concordato insieme ai rappresentanti di Assonidi, della FISM, di tutti quelli che sono portatori di interesse, che lavorano con i bambini e con i ragazzi, delle misure che garantiscono sia gli operatori che i bambini. Abbiamo inserito obbligatoria la misurazione della temperatura, questo non è in nessuna delle altre attività come obbligatoria, ma viene considerata facoltativa, mentre qui abbiamo inserito la misurazione della temperatura obbligatoria per quanto riguarda i bambini, per quanto riguarda i genitori e per quanto riguarda gli operatori. Poi sulle misure di igiene e di disinfezione di tutto quello che può essere in contatto con il bambino e con l'operatore, questo è stato descritto in maniera molto precisa e naturalmente fatto con massima dovizia. E poi abbiamo previsto le mascherine per i bambini a partire dai 6 anni, questo lo prevede anche il DPCM. Spazi separati per tutti quelli che sono i fornitori, cioè tutti quelli che sono estranei al contesto e al rapporto tra il bambino e l'operatore. I genitori non devono assembrarsi fuori dalle strutture, quindi abbiamo chiesto anche di fare degli orari in modo tale che sia evitato. Abbiamo inserito che possibilmente è meglio che il bambino venga accompagnato sempre dallo stesso genitore, di evitare accompagnatori che abbiano dai 60 anni in su, questo non perché vogliamo escludere l'accompagnamento del bambino da parte del nonno, insomma, o di qualche parente che abbia quest'età, ma perché temiamo che magari fermandosi a chiacchierare con altri, insomma, ci possono essere assembramenti. Sembrano delle misure un po' troppo restrittive, ma questo è il contesto in questo momento. Come diceva il Presidente prima, se poi dovessimo andare incontro a scenari migliori, naturalmente allenteremo le misure e tutti staremo un po' più rilassati nei nostri comportamenti. Al momento le misure principali sono queste. Allora, io direi possiamo far venire il Presidente se... allora scusate, pensavo fosse ancora... Pensare che una volta non parlavi con i giornali. Infatti, stravolta la mia moda. Infatti. Ecco. Dottoressa, restando sempre sul tema delle linee guida, il Presidente diceva lunedì mattina non andate a suonare i campanelli dei sindaci se per caso trovate le giostrine dei parchi pubblici chiuse e ancora transennate, però effettivamente soprattutto per i bambini piccoli questa sarà una grande opportunità. Che cosa avete previsto a carico dei comuni per le giostrine? Cioè vanno pulite quanto? Vanno pulite? In che modo? No, allora vanno... C'è un'azione di pulizia e di disinfezione, quindi la pulizia, lo sapete, insomma, è il lavaggio e poi alla fine della giornata la disinfezione. È chiaro che la sorveglianza non spetta al comune ma spetta al bambino che utilizza le giostrine. È cura dei genitori pulire frequentemente le proprie mani e quelle dei propri bambini ed evitare che questi possano rimanere sporche e quindi penso che questo valga adesso per il Covid a maggior ragione, ma valeva anche prima. Non ci sono grandi cose, è chiaro che il comune, quindi l'autorità sanitaria locale tramite i propri collaboratori devono mantenere queste strutture pulite tutti i giorni. Non c'è una frequenza giornaliera più volte al giorno, ma alla fine della giornata, per la preparazione alla giornata successiva, devono essere pulite e disinfettate tutte le componenti delle giostrine. Albino e Ivana, vedete voi chi vuole intervenire per qui. La metà di giugno dovrebbero riaprire anche le discoteche, no? E c'è questo dato che arriva da Seul che la seconda ondata praticamente sta colpendo i giovani tra i 19 e i 29 anni, il 75% delle persone colpite sono giovani. È un dato che conoscete? Si affronta in un modo particolare? È un dato che conosciamo perché seguiamo i webinar della Corea. Ne hanno fatti 2 finora, ci hanno mandato anche il loro piano e le loro esperienze. Abbiamo visto che molte delle cose che sono state portate avanti dalla Corea sono molto simili alle nostre
è chiaro che la prudenza nell'aspettare è proprio in linea con questo tipo di preoccupazione. Quindi è vero che la nostra previsione è quella, come dice il Presidente, di poter riaprire a metà giugno, però questo deve essere in linea con quello che sarà l'andamento dei casi, la distribuzione dei casi e quello che succederà. Quindi aprire gradualmente significa accompagnare le scelte con l'andamento dell'epidemiologia. La domanda è obbligata, cioè in discoteca non è che ci andiamo per fare i droplet, io non ci sono mai andato, credo che qui abbiamo un autorevolissimo esponente che potrebbe raccontare, ecco. La stessa cosa del cinema, del teatro. No, io penso che adesso che in discoteca il contatto fisico sia quasi, è la prassi, ecco, allora ci faccio immaginare se anche lì ci saranno delle norme particolari. Non le abbiamo ancora scritte, non vi posso far immaginare questa cosa perché, come diceva il Presidente, è stato costituito dalla conferenza un gruppo tecnico ristretto fatto da 5 regioni dove via via si discutono e si mettono insieme le varie indicazioni che poi naturalmente si condividono con la parte politica e con tutte le altre regioni. Delle discoteche non abbiamo ancora cominciato a parlare, anche se ci stiamo pensando, ci stiamo documentando per capire anche come hanno fatto gli altri paesi e poi una volta che ci saremo confrontati vedremo di mettere in pratica e di dare le indicazioni che siano le più tutelanti possibili naturalmente per la popolazione target, in questo caso rappresentata dai giovani. Emiliano Parisi. Non so se riferirmi proprio direttamente a lei, dottoressa. Io ieri sera ho tentato di fingermi un giovane in una delle piazze di Padova, non so se mi sia riuscita. C'è riuscito. Insomma, mia madre ha detto rimani umile. Ho voluto effettivamente vedere e toccare con mano. Le forze dell'ordine c'erano. Gli assembramenti c'erano, ma più che altro ho notato che l'escamotage, l'80% dei nostri giovani per sentirsi adulto fuma, quello era un escamotage, quindi la mascherina era inesistente. Però quello che più che altro mi ha colpito e non ho effettivamente capito, e abbiamo anche l'avvocato qui, è se sia utile o meno prendere il nominativo nei locali, perché lo trovavo veramente interessante, nel senso sono positivo, riesci in 2 minuti a tracciare tutti. In 2 locali che ho frequentato ieri sera nessuno mi ha chiesto nulla, ho mangiato una pizza, ho bevuto un aperitivo, nessuno mi ha chiesto nulla. Capisco la privacy in Italia, ma più volte ci avete detto questo però è utile alla salute pubblica. L'abbiamo anche scritto, abbiamo scritto dove è possibile, soprattutto per coloro che prenotano, perché effettivamente non possiamo mettere obbligatoria questo tipo di misura di raccogliere i nominativi. Quindi abbiamo chiesto in diverse delle nostre schede indicative che dove loro, nel momento in cui la persona prenota, di conservare, quindi di tenere loro e di non consegnare a noi l'elenco di coloro che si sono prenotati, perché questo possa essere utile nel caso in cui ci dovesse essere la necessità di un rintraccio delle persone che hanno frequentato quell'ambiente. Ma non è una misura che che può passare se attraverso una linea guida ci vuole un provvedimento che abbia una forza superiore, quindi mi rendo conto di questo. Poi purtroppo il fumo, anche quello abbiamo piani e programmi da tanti anni e poi comunque siamo la regione che fuma meno, adesso non so col Covid, ma comunque io non fumo. Ecco. Va bene. Poi diamo la parola al Presidente se nessun altro ha da dire. Sì, era una domanda, un chiarimento nei confronti di chiedere al Presidente Zaia. Grazie dottoressa. Si accomodi. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Poi un chiarimento, forse mi sono persa qualcosa. Per quanto riguarda la questione della sicurezza dei dispositivi che devono tenere obbligatoriamente i commercianti, i negozianti che hanno i negozi di abbigliamento. La questione dei guanti. Sì, è risolta. Risolta, sì, quindi loro non devono... È messa nelle linee guida che alleghiamo. In queste linee guida? Sì. Quindi, perché non è stato... No, non l'ho detto. Allora... E anche il discorso della reazione, del blocco della reazione, questa storia qua. Quindi da adesso in poi non devono più obbligatoriamente tenere i guanti. D'accordo. La reazione c'era già. Sì.
Come questo è un problema risolto. Grazie. No, scusa, io volevo ringraziare la dottoressa Russo. Penso che non serva, cioè io dico sempre Russo nome è una garanzia. Ma no, lo dico perché uno dice, vabbè, ma in Veneto è successa tutta sta roba, perché c'è una squadra. Cioè, non è che abbiamo dei meriti, che è merito di Zaia, o merito solo del Russo, del Lanzarino, di Bottacino, di Crisanti, è un lavoro di squadra, punto. E quindi ringrazio lei, avete sentito parlare la dottoressa Russo, lei parla delle sue attività. Non si è messa a parlare di come si fa un tampone, di come si smonta, di come si esalta, di come funziona l'estrattore, di quante pippettatrici ci vogliono. No, perché non è affar suo. Secondo me non deve minimamente... E così vale per tutti gli altri, ognuno pensi alla sua roba. Ma non lo dico, guardate, io voglio far da pacere anche in questa vicenda, perché trovo assurdo che due fuori classe così, Russo e Crisanti, che ci sia sempre sta roba, punto. Cioè, guardate, il più arrabbiato potrei essere io, sono quello che ha deciso di fare i tamponi di Vo, non c'era Crisanti e la Russo era contraria, posso dire anche così, no? Perché lei giustamente era per l'applicazione delle linee guida, il professor Crisanti io non lo conoscevo neanche, mi sono assunto, si ricorda quel tavolo quanti ne hanno tirato il naso a te? Ma 3.000 tamponi, cos'è sta roba? E la stessa sera, chiudiamo Schiavonia, ma chiudere un ospedale, portiamo le tende riscaldate fuori dall'ospedale, ma insomma è spettacolarizzazione di un'emergenza, avete visto come è andata a finire poi? Per cui tutti tranquilli, il mio invito è tutti tranquilli, ha da passare a nuttata. E quando ci viene un dubbio di fare una baruffa o di fare una rivendicazione pensiamo ai 1847 morti che abbiamo e ci passa subito la voglia di far casino. Allora, l'ordine nuovo prevede Emiliano Ivana. Presidente, buongiorno, avevo solo bisogno di capire il mondo, il comparto della danza, dei corsi di danza, le avevo già chiesto questa tematica importante per chi insomma è un operatore e anche per gli appassionati. È ancora fermo, riaprirà penso per il 1° di giugno, deve aver capito, danza, perché c'è il contatto, sì, esatto, ne avevamo parlato. Quindi... Nel senso che per noi oggi è a posto così, nel senso che il contatto, tutte le attività come le attività sportive che prevedono il non distanziamento sociale sono un problema. Quindi in teoria per il 1° di giugno potremmo... Io spero di risolvere, ve l'ho detto prima, spero alla volta di metà giugno di chiuderla tutta sta partita. Grazie. Ivano. Se non si chiuderà è perché qualcuno non si è messo la mascherina, ricordatevelo questo. Il 25 lunedì riaprono circoli culturali, no? Sì, vari circoli e sociali. E sociali, sportivi non vengono messi all'interno. Sì, sono aperti. Anche sono già aperti. E invece a Verona c'è questa realtà degli spettacoli circensi molto forte. In merito a quello è stato deciso qualcosa? Sì, rientra nella parte degli spettacoli che ho citato prima, la penultima parte dell'ordinanza che parla di spettacoli viaggianti, non spettacoli viaggianti, spettacoli, parla di discoteche eccetera, in quella parte lì. Ma il cinema in Veneto potrebbe aprire prima il cinema nazionale, perché questa è la data del 15 giugno. Vabbè, noi lavoriamo per questo, l'avete capito, cioè, tanto è vero che oggi mettiamo il seme nell'ordinanza. Se mi arrivano le linee guida e se i dati epidemiologici a metà settimana, quando saranno i 10 giorni, sono buoni, cominciamo ad allentare anche su quel fronte. È quello che vogliamo fare. Ovviamente sempre rispettando il distanziamento e le regole. Quindi dal primo potrebbe essere? No, non ho detto questo. No, chiedo. No. Albino. Bene, Presidente, non so se possiamo fare un ragionamento di carattere un po' più generale. Allora, a me sembra questo, che nell'arco di questi 2 o 3 mesi in Italia si sia creato una sorta di governo parallelo tra i DPCM del Presidente Conte e invece la conferenza delle regioni che ha proposto delle soluzioni alternative che poi sono state adottate dal governo e quindi devo dire che un dialogo istituzionale esiste, al di là del teatro della politica che poi si manifesta secondo gli schemi che noi vediamo, in cui l'opposizione recita il proprio mestiere e ovviamente la maggioranza invece difende altre cose. Allora, questo tipo di percorso parallelo dal suo punto di vista è positivo? Ha spostato veramente i poteri dallo Stato centrale alle regioni che hanno adottato poi delle ordinanze operative e soprattutto nell'ultimo caso con le linee guida abbiamo visto che il governo alla fine le ha adottate e le ha dovute firmare come Presidenza del Consiglio. È un'evoluzione direi di poteri che mai si era vista. Ecco. Ma guarda, se dovessi
E le chiedo questo, la stessa procedura può essere adottata anche per la scuola, perché mi pare il grande buco nero di questa emergenza è lo stop sine die fino a settembre di tutte le lezioni, cioè se i ragazzi si possono trovare per bere lo spritz alla sera, ecco, cioè, penso che se frequentano le aule di un ateneo che sono più spaziose rispetto a quelle di una scuola dell'obbligo, cioè il problema non debba sussistere, questo per dare un senso anche alla cultura, alla scuola, all'università e al processo formativo. Avete in mente di elaborare, direi sempre come governatori delle regioni, un piano, perché personalmente ci sono serie perplessità sulla capacità di intervento dei ministeri, mi pare, fino a questo momento. Ma guarda, io penso una cosa, per riprendere questa filosofia che tu porti nella domanda, che le regioni hanno superato l'esame di maturità. Roma percepisce ogni forma di autonomia come una sottrazione di potere, che invece è un'assunzione di responsabilità. Cioè le regioni ne escono benissimo da questa partita del coronavirus, non sto parlando di aspetti sanitari, sto parlando semplicemente del fatto di aver dimostrato che se servono linee guida le regioni le ha messe sopra il tavolo. Vi ricordate? Ci abbiamo messo un paio d'ore, 3 ore il pomeriggio del venerdì. Se servono decisioni unanimi di tutte le regioni, noi le portiamo unanimità e ci sono le sinistre, ci sono le destre, c'è la Lega, ci sono i 5 Stelle, anzi non ci sono, e andiamo avanti con questo. Io penso che questo sia il modello di governo del Paese, il modello di un Paese autonomista e federalista. Se avete poi, cosa volete? Cioè, a Roma ste robe non le capiscono, perché se tu vivi di potere dei palazzi è inevitabile che ti dia fastidio che il territorio ti dà risposte. E quindi penso che questo Paese sia pronto al salto di qualità, che è quello di un Paese federale. Sulla scuola mi creda. Ma sulla scuola si va nella stessa direzione. Allora, la scuola, intanto io rispetto la sacralità della scuola, scrivetelo chiaramente, non venga fuori sempre la storia dello zotico leghista che parla dell'ambiente sacro della scuola. Però mi rendo conto che in altri paesi, penso alla Germania, dove il Presidente del Consiglio si confronta col Presidente dell'Länder, cioè col mio collega della Regione, la gestione di questi processi è una gestione molto più territoriale. Non ci vedo nulla di blasfemo, nulla che possa essere ravvisato come l'assalto alla dirigenza, ma semplicemente la volontà di diminuire le catene decisionali, e questo come Regione l'abbiamo dimostrato, e di essere efficienti rispetto ai bisogni dei cittadini. Tu hai ragione quando dici, insomma, abbiamo capito che ormai il mondo sarà tutto aperto e non accadono 2 robe in Italia, la scuola aperta e le urne aperte. Le urne poi le faremo anche la domanda sulle urne, vero Alda? O no? No, io purtroppo gliela devo fare, nel senso che i 3 sottosegretari che rappresentano il governo, prima di avviare la conferenza stampa che le tiene ogni mattina, hanno appunto trattato l'argomento, e anch'io ho avuto occasione di sentirlo, una collega ha anche posto delle domande, ma sulla questione elettorale mi è parso di capire che l'orientamento ormai, del sottosegretario Variati, che parla a nome del Ministero degli Interni in questa fase, per quello che ho sentito e che mi risulta, è che il 13 settembre sia una data abbastanza probabile. Questa potrebbe essere spostata eventualmente un po' più avanti verso il 20 per evitare di guastare il Ferragosto agli italiani, però quella sarebbe la data orientativa, 20 o 27, e con gli eventuali ballottaggi a cavallo di ottobre. Ecco, lei so che ha un'opinione diversa. Non te lo so dire, perché io parlo con il Ministro degli Interni e ricordo che quando la data era certa del 25 ottobre, io dicevo ma si sta parlando, e opla, è apparsa la data del 6 settembre. Ricordo che l'attuale proposta prevede dal 6 settembre. Partita ancora aperta, cioè questo decreto sarà chiuso e diventerà legge nella sua conversione dopo aver passato il vaglio del Parlamento. Mi risulta che ci sono gruppi parlamentari che chiedono le elezioni subito. Mi risulta che la Corea sia andata a votare ad aprile, che la Francia vada a votare a giugno. Noi siamo gli unici che dicono che non si può andare a votare. Interessante sta roba. Quando i 6 presidenti, diciamo in scadenza, uscenti, chiedono di andare a votare.
Alda. Sempre a tema sul discorso delle elezioni, questa mattina il sottosegretario Variati diceva che le date stanno oscillando, 13 settembre, 6 settembre, non è escluso il 21 settembre con poi il ballottaggio la prima domenica, il primo lunedì di ottobre. La presentazione delle liste ricadrebbe sotto Ferragosto, al che Variati suggeriva, le regioni, per quanto di loro competenza, possono anticipare la presentazione delle liste. Secondo lei questo è fattibile? Anticipare la presentazione delle liste, a parte il fatto che c'è un regolamento e bisogna modificare il regolamento, ma il vero tema è che sono loro che si sono creati il problema. Bastava andare a votare a fine luglio, non c'era Ferragosto di mezzo, se non faccio confusione di calendario. Cioè, ti incasini la vita e poi dici che qualcuno deve risolverti il problema. Andiamo a fine luglio, andiamo il 2 di agosto, si vota, si fa una campagna in un periodo assolutamente pulito, sereno, fra l'altro il più caldo dell'anno, il più luminoso dell'anno, cioè c'è tutto lo spazio per fare gli incontri all'aperto. Ci andiamo a infilare a fine settembre, che magari è anche a settembre che piove, visto che stanno anche piovuto poco, e quindi tutti dentro nelle stanze, ma non lo so. Però leggetelo bene il parere del Ministero, dell'Istituto Superiore, del Comitato Tecnico Scientifico, il parere sanitario. Dice di farle assolutamente entro fine settembre, perché ha contezza del fatto che ci sono guai. Ottobre è a rischio. Se dice entro fine settembre vuol dire che farle a luglio sarebbe meglio, no? Presidente, lei non ha problemi di rielezione, mi pare evidente, i sondaggi dimostrano che il suo provvedimento ha superato forse... No, ma ho problemi etici. Ecco, no, però direi che le osservazioni che arrivano dai partiti di opposizione sono altrettanto da prendere in considerazione, nel senso che questi sostengono che non hanno la possibilità di presentare i loro programmi in un periodo estremamente ristretto se si dovesse votare, quindi chiedono di essere messi nelle condizioni 60 giorni almeno di campagna elettorale vera, con la possibilità di discutere di quello che si pensa si debba fare in Veneto per i prossimi 5 anni. Mi sembra che le discussioni ne hanno fatte tante e anche di monate se ne siano state dette tante, no? Quando si va a dire ai cittadini con le terapie intensive piene che la Regione ha tagliato di metà le terapie intensive sbagliando anche a leggere i dati, penso che si qualifichi da solo chi dice sta robe. Però al di là di questo vi ricordo che la legge prevede il periodo per la campagna elettorale, la presentazione, e questi periodi sono tutti garantiti per legge, cioè non è che uno dice non c'è la campagna, è garantita per legge la campagna, sono i 30 giorni, se si vota il 26, no, 30 giorni, la presentazione delle liste, del 60 sarà che inventare qualcuno, non lo so, c'è scritto in legge. Allora, uno può fare anche se, guardate, io l'ultima campagna che ho fatto nel 2015 mi sono fatto esattamente, penso 8 mesi di campagna iniziata prima da qualcuno dei miei avversari, ma è una scelta loro, cioè nel senso che la campagna di legge inizia è di 30 giorni, tanto è vero che sono tutte le regole elettorali in quel periodo. Quindi se tu voti il 26 luglio, la campagna inizia il 26 giugno. Poi nessuno ti vieta ad andare in giro a offrire birre, a far spritz o a raccontare le tue belle idee ai cittadini. È libera la circolazione, eh? Se il problema è metteteci nelle condizioni di comunicare, è libera, perché sostanzialmente dal 4 di maggio, non sarò smentito, si può andare in giro per il Veneto, dal 18 addirittura in maniera proprio, non c'è neanche più l'autocertificazione, non c'è più niente, quindi 18 maggio, 18 giugno un mese, 18 luglio 2 mesi, guarda caso i 60 giorni e ce ne avanzano ancora. No, ma i 60 giorni sono legati allo scioglimento del Consiglio regionale e all'indizione poi delle procedure. Ma cosa vuol dire? Ma non cambia niente, cioè il problema è avere 60 giorni o 30 giorni per parlare ai cittadini, cioè non ci sono limiti, ognuno parla quando vuole. Guarda, io trovo anche strano che ci sia qualcuno in Italia che stia, come si può dire, si stia battendo per non andare a votare. Interessante questa visione. E io stia qui a perdere tempo a spiegare perché bisogna andare a votare. Se la gara avesse al mondo. Se la Parisi è l'ultima domanda, poi concluderemmo. Grazie. Sì, Presidente, ci sono tanti primi cittadini, tanti sindaci che stanno guardando appunto questa diretta dalle nostre reti. Che salutiamo. Ok, meglio nord-est, che dicono per quanto attiene alla sanificazione dei playground, dei parchi giochi per i bimbi comunali, che questo comporterebbe dei costi insostenibili per loro.
Ma guardate la sanificazione, cioè, si può fare con una spruzzetta. Adesso io non vorrei banalizzare, ma cioè, quando tu distribuisci un liquido sanificante a base alcolica, ha fatto le linee guida, ha pulito l'asfalto, tutto. Quelle per le strade va bene lo stesso. Esatto. Cioè ma è una roba da irrorare, cioè non è che stiamo parlando di metterli uno con i guanti bianchi diciamo, a lucidare il parco giochi. Cioè, se il problema è quello, ma comunque c'è nelle linee guida, c'è scritto. Il 18 marzo le abbiamo fatte quelle della sanificazione, quindi con il parere di ISPRA, dell'ISS. No, era solo ambasciatrice, come si Allora, dice? se è una preoccupazione... No, loro dicono che comporterebbe dei costi aggiuntivi al loro carico. Vabbè, sì. Io vi faccio... Cioè, guardate, noi abbiamo oltre 100 milioni di euro di costi aggiuntivi. No, tra l'altro l'hanno fatto in molti casi volontari della protezione civile, hanno sanificato le fantine, le strade, i marciapiedi, eccetera. Quindi anche ringraziamo tutti i volontari che hanno fatto sanificazioni e continueranno a farli. Magari facciamo un appello alla protezione civile che l'assessore Bottacin segue e a tutte le associazioni di volontariato di mettersi a disposizione dei sindaci. Insomma, si tratta di passare la sera e dare una spruzzata. Cioè. Due cose velocissime. Salmaso e chiudiamo. Parti il 1 giugno con l'apertura delle scuole. Possiamo stabilire... Con le scuole? No, sì. Abbiamo capito, centri estivi e scuole materne private, insomma, ecco. Quanti potrebbero essere i centri che riaprono? C'è possibilità di quantificarli? L'altra domanda è questa: il sindaco di Vicenza ha emesso un'ordinanza in cui impone l'obbligo di consumare gli aperitivi ai ragazzi al tavolo, seduti al tavolo. Lei cosa ne pensa? Ma è una scelta che discrezionale che rientra nelle competenze del sindaco. Sicuramente evita l'assembramento, perché una delle modalità dell'happy hour, fra l'altro siamo pronti con lo spot, però ancora non posso darlo perché ho fatto una piccola correzione, l'ho fatto diventare matti sto giro. L'happy hour ha come condizione quella di stare in piedi e giustamente fare assembramento, che è la roba più innocente del mondo, ma in questo momento bisogna avere un po' di cura, insomma, di attenzione. Ma sai, allora noi non possiamo, Ivana, pensare dire che è colpa di quelli che non controllano, è colpa di chi commette l'infrazione, nel senso che se tu... Cioè, io immagino che tu non andresti mai in mezzo a una piazza piena di gente in questo momento. Cioè, ho capito, però capite, se quello fosse stato una piazza post bellica dove ci fosse stato scritto all'ingresso della piazza attenzioni mine anti-uomo, sarebbero entrati? No. Vuol dire che non abbiamo capito che cos'è il virus. E volevo dire un'ultima considerazione e vi ringrazio per la pazienza. Intanto ringraziare la dottoressa Russo. Siccome ho sentito un passaggio, io non avevo notizie delle dichiarazioni del professor Crisanti, ho fatto per il tramite dell'assessore Lanzarin chiedere al dottor Flor che vi faccia una nota su questa storia dei tamponi dell'Imperial College. Così io direi chiudiamo qui la polemica e chiariamo quanti tamponi sono arrivati all'Imperial College, quanti reattivi, quanto. Quindi dottor Flor, che è azienda ospedaliera, che è deputato a tutte queste attività, dirà quanto alla burocrazia. Ricordo che in fase emergenziale la burocrazia è stata quella di trovare le ditte che ci vendessero le attività, non abbiamo avuto i problemi di burocrazia, il problema era trovare il materiale. E voglio anche ricordarvi che le microbiologie in Veneto che fanno tamponi sono 14. Il nostro laboratorio di riferimento è quello del professor Crisanti, ma ci sono 14 laboratori che fanno tamponi tutti i giorni. E in tutti i laboratori c'erano prima del coronavirus le macchine per fare tamponi, perché purtroppo in quell'occasione le aziende, ve l'ho detto ieri, hanno cominciato a chiudere i rubinetti per i reagenti. Buon lavoro, buongiorno. Grazie.
In piedi? Pomeriggio vediamo l'ordinaria. Eccoci, allora siamo nuovamente in studio con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Avete sentito la conferenza stampa, il punto stampa del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia con queste novità che partiranno in parte da lunedì prossimo, in parte dal 1° di giugno per quanto riguarda le aperture di autonoleggi piuttosto che l'attività degli informatori scientifici farmaceuti, le aree gioche per i bambini, poi naturalmente i centri culturali, ricreativi, formativi. Ci saranno delle novità, ma sono ancora in stand-by invece per quanto riguarda i bimbi più piccoli, quelli da 0 a 3 anni, ha detto il governatore, perché bisogna aspettare di sapere quelle che saranno le linee guida nazionali, appunto, il piano dovrà essere quindi validato dalla comunità scientifica nazionale. Avete sentito poi anche quelle che sono le norme per quanto riguarda la riapertura dei centri estivi per i bambini più grandicelli, quindi da 3 anni in su. Torneremo naturalmente poi a parlarne con le varie reazioni anche nel corso della nostra diretta odierna, ma parliamo ora di alberghi e di turismo. Abbiamo fatto in collegamento da Venezia Vittorio Bonaccini, presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi, per avere pazientato anche qualche istante finché appunto... È un piacere. Allora, veniamo appunto alla situazione degli alberghi. Sicuramente l'abbiamo sentito nella parte iniziale della nostra diretta, c'è molta preoccupazione per quanto riguarda le strutture ricettive delle attività turistiche del litorale veneziano. Caso a sé però fa la città di Venezia, perché se sul litorale comunque un turismo comincia in qualche maniera a muoversi, e probabilmente con la metà di giugno, con la riapertura delle frontiere, il fatto che l'Austria abbia comunque peraltro consentito, è notizia fresca di queste ore, il passaggio dei turisti tedeschi e svizzeri diversi e diretti alle nostre località di vacanza attraverso il proprio territorio nazionale, in qualche maniera potrebbe, come dire, aiutare il turismo dal nord ad arrivare sulle nostre spiagge. Per quanto riguarda la città di Venezia la situazione è diversa e purtroppo mi sembra di capire più difficile e più drammatica. Vuole tracciarci un po' il quadro al momento? Sì, volentieri. Allora, quello che bisogna assolutamente dire è che purtroppo Venezia sta soffrendo quello che l'Italia sta soffrendo dal 12 novembre del 2019. Non dimentichiamo per cortesia l'acqua alta straordinaria ed eccezionale che ha colpito effettivamente Venezia. Venezia è stata da quel momento isolata sotto qualsiasi profilo a livello turistico ed economico da quella data, quindi noi abbiamo un pregresso di sofferenza economica che data più di 7 mesi. In questa tipologia di situazione noi come Venezia ci siamo sentiti e siamo stati anche di fatto, perché non è nostra abitudine piangerci addosso, letteralmente abbandonati, al punto tale che rammento che i primi giorni di quest'anno, del 2020, ci siamo dovuti rendere a Roma, andare direttamente presso il centro della stampa estera, invitare un numero considerevole di giornalisti, di suoi colleghi della stampa estera, e spiegare che a Venezia era vivibile, fruibile a qualsiasi livello. Li abbiamo poi invitati a Venezia a toccare con mano che la città era perfettamente operativa, che i musei erano aperti, che gli alberghi erano aperti, che i ristoranti funzionavano. Abbiamo da quel momento cominciato a vedere una timida alba, e già lì stavamo domandando effettivamente contributi allo Stato, alla Regione, che purtroppo non sono mai arrivati, né tantomeno hanno mai preso in considerazione le nostre richieste. È arrivata questa mazzata terribile a livello planetario del Covid-19. Perfetto.
è stato esattamente tutto quello della quale noi come alberghi a Venezia non avevamo assolutamente bisogno. E quando intendo alberghi a Venezia, intendo direttamente fatturati importantissimi con più di 18.000 persone, 18.000 posti di lavoro fra diretti e indotto. Non dimentichiamo che un albergo riversa sul territorio fra forniture, opere e direttamente consulenze e altro più del 35-40% del suo fatturato, quindi stiamo parlando di cifre importantissime. E evidentemente così non è stato. Abbiamo visto persone che maledicevano il turismo direttamente a Venezia, adesso piangono perché i vaporetti non ci sono. Il vero problema di base che non si è mai voluto affrontare seriamente è non il turismo di per sé è una maledizione, ma il modo in cui questo turismo viene gestito, o meglio, non gestito. Credo che sia francamente da stolti considerare il turismo come una iattura. Il turismo è una risorsa che va chiaramente gestita con saggezza, con prudenza, con lungimiranza, nel rispetto del tessuto sociale, nel rispetto della struttura città di Venezia che non è un incidente architettonico datato qualche millennio come qualcuno a volte sembra pensare. È un insieme unico, fragile e irripetibile, dal quale abbiamo l'obbligo assolutamente di aver cura. Ecco, diciamo in questo sicuramente, Presidente, Venezia è passata da un estremo all'altro, perché dalle folle che giusto un anno fa insomma invadevano la città si è passati allo zero sostanzialmente. Voi avete anche quantificato, avete qualche dato sulla situazione anche in vista, in prospettiva, insomma in relazione a quelle che sono le prenotazioni future, insomma, per quanto riguarda Venezia? Guardi, il vero problema è non solo le prenotazioni, ma come aprire gli alberghi. Rammento che ci sono ancora dei problemi su dei codici di sanificazione e dei codici di gestione. Cioè siamo ancora a dei livelli che non stanno né in cielo né in terra. Si penserebbe che sarebbe opportuno che su tutto il livello nazionale ci fosse un unico codice comportamentale in termine alberghiero. Così non è. Ci stiamo arrabattando direttamente fra una regione e l'altra, addirittura ci sono alcune regioni che accettano il buffet e altre che non lo accettano, cioè siamo ancora in questo guazzabuglio italico decisamente controproducente, anche perché non dimentichiamo una cosa, che quando un cliente arriva dall'Europa gradirebbe, o perlomeno si attende direttamente una standardizzazione delle procedure, una standardizzazione di trattamenti e di offerte, cosa che così non può essere. Per esempio in Veneto il buffet verrà fatto, in altre regioni no. Allora noi siamo francamente per una tutela abbastanza restrittiva della gestione. Perché? Perché sotto il profilo pratico è una forma di garanzia in più verso il cliente. E una delle cose alla quale teniamo principalmente e che abbiamo da sempre sostenuto è che quando un cliente entra in uno dei nostri alberghi ci affida la sua vita, la sua salute, il suo tempo e principalmente il suo benessere del quale noi non possiamo non essere responsabili. Quindi ben venga quel che c'è da fare nei limiti della ragionevolezza. È evidente però che nel momento in cui ogni istituto, dall'INPS, dall'INAIL, e lì è un caso pietoso a parte, si immagina un protocollo di sanificazione diverso, signori, noi non possiamo immaginare di avere a che fare con 75 enti e ognuno aggiunge direttamente la sua testa del mosaico
per il solo piacere di aver messo direttamente lo zampino in un qualche cosa. Le posso dire che ci sono su base nazionale, mi stavo confrontando tempo addietro con il presidente federale, che diceva: guardate che noi in questo a questi livelli neanche conviene aprire. Il presidente federale ha addirittura alberghi in 7 regioni diverse e diceva: credetemi, io mi ritrovo direttamente a fronteggiare una folla di incompetenti, deliranti, che continuano a proporre in ogni regione soluzioni diverse. Questo non è possibile, questo non è ammissibile, tenendo sempre presente che, come più volte detto, con il dovuto rispetto per i commercianti, aprire un albergo non è alzare una saracinesca e inserire l'interruttore generale della luce. Non funziona così. Cioè, noi per portare a regime un albergo abbiamo bisogno dalle 3 settimane al mese intero, perché abbiamo direttamente procedure di sanificazione, perché abbiamo tutte le assunzioni da fare, perché è una macchina complessa e l'albergo bisogna pensare che sia come una nave, in sostanza, che alla fine ha un'unica differenza: non si sposta, resta lì. Però l'organizzazione piramidale e sistematica dei fornitori, della sicurezza, degli impianti e di tutto quello che da ciò ci va dietro è l'equivalente di una nave da crociera. Ecco, Quindi, Presidente, attualmente quindi a Venezia quanti sono gli alberghi che hanno deciso, insomma, per il momento di nemmeno pensarci ad aprire, stando così la situazione? Allora guardi, al nemmeno pensarci ci arriveremo fra breve. Io le posso dire che c'è qualche eroe che sta immaginando di aprire nell'arco di una quindicina di giorni, però li stiamo contando, non voglio dire sulla punta di una mano, ma poco ci manca. Cioè, in queste condizioni le riaperture rischiano di essere dei tonfi spaventosi a livello economico-finanziario. Diciamo che fino a quando noi non abbiamo la sicurezza delle frontiere aperte, fino a quando noi non abbiamo la certezza dello scambio interregionale per il turismo italiano, e fino a quando aeroporti non entrano in funzione con compagnie aeree, direi che andiamo a rischiare parecchio. Noi ci stiamo adoperando grazie a contatti e a rapporti proprio per cercare stiamo cercando di caldeggiare la riapertura di voli su Venezia, diretti, eccetera, eccetera, perché altrimenti non ha senso, non ha veramente senso. E ecco, Presidente, scusi, volevo spendere una parola anche per tutti i dipendenti, no? Perché è chiaro naturalmente che dietro una struttura alberghiera, dietro un sistema alberghiero come quello di Venezia, ci sono centinaia di famiglie, di persone che in questo momento si trovano di fatto senza reddito, no? La cassa integrazione a molti non è ancora arrivata. Che è successo anche su quel fronte lì? Ma guardi, è una delle nostre più grandi angosce, francamente, è una delle nostre più grandi angosce e preoccupazioni, anche perché la vera forza delle aziende sono proprio i collaboratori, oltre che il pacchetto clienti. Il resto sono solo beni strumentali delle quali possiamo fare tesoro e dobbiamo fare tesoro. Io le posso garantire che è semplicemente scandaloso come la cassa integrazione da marzo non venga erogata a tutti i dipendenti. Non è stato considerato per quanto riguarda sia quella ordinaria che quella straordinaria in deroga. È semplicemente indecente. Le posso garantire che ci sono stati molti miei colleghi, molti nostri associati all'Associazione Veneziana Albergatori, che hanno anticipato di
tasca loro direttamente gli stipendi e le indennità ai dipendenti, privando le loro aziende di cash, privando le loro aziende di contante, tutto quello che da ciò ci va dietro. Si fa anche tanto presto a dire perfetto, li recuperi il mese successivo. Ma io non recupero niente il mese successivo perché continuo ad avere l'azienda chiusa. Io non sto producendo fatturato attualmente. Certo, è una situazione veramente difficile, sì. Voleva concludere, mi pare prima diceva, mi lasci dire? Sì, volevo dire, guardi, volevo semplicemente dire una cosa. Ritengo assolutamente scandaloso, indecente il comportamento del Ministero del Turismo, ovvero sia quella bufala indecente delle bonus vacanze di 500 euro per coloro che hanno un reddito ISEE di 40.000 euro lordi corrispondenti a 28-32.000 euro all'anno, netti se va bene, sono assolutamente 4 miliardi buttati nel secchio delle immondizie, anche perché coloro che possono avvalersi direttamente di questo bonus o rientrano nella possibilità di avvalersi di questo bonus avranno certamente ben altri problemi che andare in vacanza. Quali problemi? Qual è il pagamento degli affitti, la mancanza di cassa integrazione e tutto quello che da ciò ci va dietro. Sicuramente coloro che possono o hanno i requisiti per avvalersi di questo bonus in vacanza non ci andranno. Perché? Perché effettivamente hanno un accumulo tale di posizioni debitorie dovuto alla mancata erogazione, sottolineo da marzo, siamo a giugno signori, oltre 90 giorni di debiti che non potranno permettersi di spostarsi. E quindi secondo voi insomma è una misura questa che servirà a poco insomma. Presidente, io la devo salutare perché abbiamo i colleghi dalla redazione di Venezia, dalla sede della Protezione Civile che ci richiedono la linea. Io la ringrazio davvero molto per questo spaccato insomma che lei ci ha fornito della situazione veneziana, che è ancora più grave se possibile di quello che si sta verificando in altre località. Grazie mille, grazie al Presidente dell'Associazione Veneziana Albergatori, Bonancini. Noi andiamo allora a Marghera con la nostra Anna Maria Parisi che ci richiede la linea dalla sede della Protezione Civile. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno Marta e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dunque, l'avete sentito qual è la novità essenziale di oggi con la nuova ordinanza regionale, i suoi due allegati, il primo con le categorie economiche e sociali e il secondo che riguarda le guide turistiche e le professioni della montagna. Da lunedì prossimo 25 maggio possono riaprire i famosi playground, i parchi giochi comunali per i bambini, la cui sorveglianza sarà sotto la diretta responsabilità naturalmente dei genitori. Così come stabilito dall'ordinanza sarà compito quindi dei sindaci di tutti i comuni interessati da questi parchi giochi la pulizia e la pulizia e la igienizzazione diciamo di questi parchi. Laddove comunque ci fossero delle problematiche a farlo da un punto di vista dei costi, ecco, ha detto il Presidente Zaia, d'accordo con l'assessore alla protezione civile Bottacin, che i comuni potranno avvalersi dell'ausilio e dell'aiuto degli uomini della protezione civile. Non riapriranno soltanto i parchi giochi per bambini, ma anche i centri culturali e i centri sociali, e comunque sarà possibile noleggiare le biciclette, le auto, e sarà possibile per gli informatori scientifici del farmaco tornare dai medici di medicina generale, sarà possibile effettuare la formazione professionale e quindi riapriranno anche i club, le università del tempo libero e della terza età, così come tutti i parchi tematici di divertimento, i parchi zoologici. Stiamo parlando dei grandi parchi presenti soprattutto nel Veronese, ma non soltanto, anche in quel di Jesolo e Bibbione. E quindi c'è l'efficacia giuridica
europea per poter riaprire tutte queste attività da lunedì prossimo. Si dovrà attendere il 1° di giugno per le nuove linee guida per partire con i servizi per l'infanzia 0-17, ma bisognerà attendere le linee guida nazionali, cioè per quanto riguarda invece l'età che va da 0 a 3 anni. Però questo è un capitolo che si affronterà dal prossimo 1° giugno. Da lunedì, quindi, come avete capito, i bambini potranno tornare nei parchi pubblici di tutti i nostri comuni, dietro la diretta sorveglianza dei genitori, che dovranno anche premunirsi di portarsi dietro igienizzante per le mani, salviettine umidificate e disinfettanti per pulire le mani dei bimbi e anche quelle proprie. Essenzialmente questo è tutto da Marghera, la linea può tornare allo studio. Grazie ad Anna Maria Parisi per questo collegamento. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Stavamo parlando della situazione turistica, nello specifico di Venezia. Allarghiamo ora la lente di ingrandimento su tutta la regione con l'assessore al turismo della regione Veneto, Federico Caner. Buongiorno Assessore, grazie per essere qui con noi. Immagino abbia sentito, no, la parte precedente della trasmissione, nella quale venivano evidenziati i problemi di una città come Venezia, che vive di un turismo internazionale, ma diciamo di persone che arrivano molto più da lontano rispetto appunto a quello che può essere il turismo delle spiagge piuttosto che del lago di Garda, dove si spera insomma che con la riapertura delle frontiere i turisti, soprattutto del nord Europa, tedeschi in maniera particolare, comincino a ritornare. In questo senso, Assessore, quali sono i report che lei ha in questo momento? Guardi, ci sono delle notizie positive che arrivano dalla Germania. La Germania, soprattutto il popolo tedesco, vuole venire in vacanza in Italia, vuole venire in vacanza in Veneto. Ce lo confermano anche molti operatori che hanno interlocuzione quotidiana con i clienti. E mi risulta che in Germania, almeno così ci dice anche la Camera di Commercio italiana in Germania, ci sia un'interlocuzione con il governo proprio per consentire ai turisti di venire. Parrebbe che l'apertura totale sia attorno alla metà di giugno, quindi questo ci fa ben sperare. Il problema vero è rappresentato dall'Austria, che fino a poco tempo fa si diceva non disponibile ad aprire le proprie frontiere, non solo per i loro turisti ma neanche per il passaggio. So che proprio in questi giorni, anche oggi dovrebbe esserci una notizia positiva in tal senso, c'era stata un'interlocuzione tra il governo italiano ma soprattutto tra le regioni rappresentate da Arno Kompachner, che è il presidente della provincia autonoma di Bolzano, il quale appunto per ovvie ragioni riesce a interloquire meglio con i colleghi austriaci e tedeschi, e si chiedeva quantomeno agli austriaci di permettere un corridoio di passaggio a quei turisti tedeschi che vogliono venire. Infatti, Assessore, guardi, è uscita proprio pochi minuti fa un'ANSA che dice che l'Austria, i turisti dalla Germania e dalla Svizzera potranno attraversare l'Austria per raggiungere l'Italia. L'informazione viene dal sito del Ministero degli Interni di Vienna ed è ribadita anche da Hermann Gar, responsabile per i rapporti con l'Alto Adige del Partito Popolare EVP, che l'Austria impedisca il passaggio ai turisti tedeschi che vogliono raggiungere l'Alto Adige, in questo caso certo. È una favola, quindi insomma questa sembra essere una buona notizia, ovviamente non solo per l'Alto Adige ma anche per il Veneto. Sì, assolutamente sì, perché significa avere un passaggio per il Brennero da parte dei turisti tedeschi. Poi noi ovviamente speriamo che ci sia un via libera anche di tutti i cittadini austriaci, dato che mi risulta che anche gli austriaci, che sono un mercato importante anche loro per noi, vogliano venire nelle nostre spiagge piuttosto che nelle nostre montagne o negli altri luoghi. Intanto però è già cosa positiva che ci sia questo corridoio per il Brennero aperto. Ovviamente, come le dicevo, sapevo che ci stava lavorando il presidente Kompachner, proprio perché l'Alto Adige in primis
vive di tantissimo turismo tedesco, quindi per loro sarebbe stata una stagione quasi completamente persa se non venivano i turisti tedeschi. Quindi bene questa azione, ora non ci resta che aspettare nei prossimi giorni vedere se effettivamente verrà confermata. Ecco, Assessore, so che voi state lavorando, anche voi, lei nello specifico sta lavorando, l'aveva annunciato il governatore Zaia proprio nella conferenza stampa dell'altro giorno, ad un piano straordinario di rilancio turistico. Vuole anticiparci qualche cosa? Sì, ovvio che stiamo lavorando sul piano della promozione, perché io ho sentito prima anche il presidente dell'AVA Bonaccini di Venezia, che sono preoccupati per la situazione in particolare di Venezia, dicendo che alcuni magari albergatori non sono disponibili ad aprire, però vi dico altresì che ve ne sono altri, molti, magari da altri luoghi, nella costa, nel lago di Garda, nelle montagne, nella città d'arte, che invece sono disponibili a riaprire. Ovviamente attendono anche loro l'arrivo dei turisti. Per questo noi abbiamo pensato che è fondamentale una promozione non soltanto nel mercato domestico, quindi veneto, italiano, ma anche appunto in quei paesi di riferimento di prima fascia, di collegamento, come sono appunto Germania, Svizzera, Austria o tutti i paesi dell'est che in particolare per il settore montano, per la costa veneta, sono fondamentali, quindi Ungheria, Cechia, Slovacchia. E allora noi vogliamo fare una promozione di questo tipo. Ovviamente dobbiamo cercare di fare almeno quest'anno una promozione diversa dalle altre, quindi concentrarci molto sul tema degli influencer, dei testimonial internazionali, molti dei quali hanno dato la propria disponibilità, se vogliamo, quasi in forma gratuita. Pensiamo per esempio allo spot gratuito che ci ha fatto Zucchero cantando in piazza San Marco a Venezia, oppure che ci ha fatto Tom Cruise dicendo che vuole assolutamente girare il prossimo film a Venezia, nonostante i produttori gli avessero consigliato, causa Covid-19, di girarlo da un'altra parte. Ecco, allora c'è una sensibilità internazionale nei confronti non solo di Venezia ma del Veneto. Noi vorremmo sfruttare questa, stiamo mettendo in piedi questa campagna promozionale che non solo ha uno slogan, insomma, definito un po' per tutto il territorio, ma che appunto punti su una campagna social molto importante, che non significa non contare sugli altri metodi tradizionali di promozione, ma che va a affiancare in maniera forte e determinante con tutta la campagna online, questo sì, perché il mercato sta cambiando su questo. Ecco, molto lo farà anche il turismo di prossimità quest'anno, perché sicuramente insomma in questa situazione sono molte anche le persone che rimarranno nella nostra regione, che non si fidano ad andare lontano, che hanno timori. Insomma, la situazione un po' in tutto il mondo, l'abbiamo visto, è critica, per cui bisognerà lavorare molto anche in questo senso, no, Assessore? Sì, assolutamente, bisogna lavorare molto innanzitutto nel far capire al turista che le nostre località sono sicure. Il Veneto si è distinto anche a livello internazionale e non solo nazionale con i propri protocolli di sicurezza. Noi, come avete sentito anche, come sentite tutti i giorni dalla conferenze stampa del Presidente Zaia, siamo pronti un po' in tutti i settori, mancherà qualcosa ma poca roba. Si sta lavorando anche sul tema del termale, per esempio, che è molto importante non solo per gli alberghi di Abano e Montegrotto Terme, ma insomma per tutti gli hotel che hanno delle piscine termali. Infatti e quindi, anche insomma, quello è un settore che sta soffrendo particolarmente, perché ha perso la stagione primaverile, che solitamente insomma è quella maggiormente di maggior frequenza, sì, insomma. Sì. E ne stiamo lavorando per esempio anche per quanto riguarda tutto il lavoro attorno alle Proloco del territorio. Lei sa che le Proloco per noi sono molto importanti, innanzitutto perché gestiscono anche gran parte degli uffici IAT di formazione e accoglienza turistica, ma anche perché le Proloco non fanno solo sagre, che comunque sono importanti, e soprattutto sotto l'aspetto diciamo enogastronomico, insomma di pubblicizzazione diciamo dei nostri prodotti tipici, ma anche per gli aspetti culturali, naturalistici che ci sono sul territorio, che vengono veicolati. Ecco, allora noi su questo stiamo cercando di preparare un protocollo di sicurezza anche su questo tema specifico, anche se, come giustamente ha ribadito anche il Presidente Zaia, teniamo conto che questa
Questo linee guida arrivano il 2 giugno, dopodiché bisogna vedere cosa accadrà, perché può anche essere, che ne so, che da metà giugno in poi, liberi tutti, non ci sia più nessuna necessità di restrizione. Allora con le Pro Loco, per esempio, ci siamo detti che molte di queste iniziative possono essere portate dal mese di luglio in poi, quindi luglio, agosto e settembre, e speriamo che nel frattempo i contagi continuino a diminuire e quindi non ci sia più nemmeno la necessità di dover mettere, diciamo, quelle restrizioni che ora ci vedono in difficoltà a organizzare alcuni eventi. Pensi che ad oggi il DPCM dice che tu devi fare eventi sotto le 1000 unità, quindi è ovvio che fiere importanti o manifestazioni importanti, le dico una su tutte ma solo per fare un esempio, la Sagra del Pesce di Chioggia è un evento enogastronomico fondamentale organizzato dal Pro Loco, ma riguarda decine di migliaia di persone, che onestamente è anche difficile controllare. In questo momento non si potrebbe fare, quindi in questo momento noi abbiamo dato indicazioni di fare eventi più piccoli sotto le 1000 unità, controllabili col distanziamento sociale, con la mascherina, con il controllo della temperatura. Ripeto, speriamo che nel frattempo ci sia questa possibilità, insomma, di evitare anche queste restrizioni. Certo, infatti l'ha detto proprio poco fa il Presidente Zaia, che se insomma, quelli che sono i dati sanitari insomma, lo consentiranno, già dal 15 di giugno molto probabilmente, se la situazione sarà quella che tutti auspichiamo dal punto di vista dei contagi, si potrà ritornare anche a pensare proprio a tutti questi eventi che al momento insomma, non sono consentiti, per cui sicuramente sarebbe un volano anche, no, tutta quella che è l'economia turistica di tanti territori della nostra regione. Assolutamente sì, è fondamentale, perché noi abbiamo bisogno di attivare sul territorio tutte quelle iniziative che eravamo abituati a svolgere e che fanno un po' da traino. Ricordo che il nostro piano strategico regionale, che per fortuna abbiamo adottato qualche anno fa, 2 anni fa per l'esattezza, diventa più che mai attuale relativamente al tema della carta dell'accoglienza, per esempio, e a tutto lo sviluppo di quei prodotti turistici legati al turismo slow, lento e green, verde. Quindi noi pensiamo ovviamente a un turismo che appena riprenderà farà molta attenzione a tutti questi aspetti, quindi non solo l'aspetto enogastronomico, ma anche appunto al turismo verde, al turismo lento, agli spazi aperti, e quindi poter garantire questo, e in Veneto siamo in grado di farlo, penso sia veramente un plus in più che questa regione ha rispetto ad altri. Sicuramente anche alla riscoperta di tanti piccoli luoghi, oltre alle località più note di vacanza della nostra regione, che a maggior ragione appunto in questa situazione potrebbero offrire quel valore aggiunto che molti turisti ora richiedono. Assessore Canerio, certo, la ringrazio molto per essere stato con noi, grazie e buon lavoro. A risentirci, a presto. La ringrazio anch'io e vi ringrazio anche perché voi, proprio sulle cose che stavate dicendo adesso, che stava dicendo lei, diciamo, i luoghi tipici del Veneto, magari meno conosciuti, proprio voi fate una trasmissione molto importante che si chiama Zanzega e che mettete in onda al giovedì, e che va proprio a valorizzare tutte le bellezze che abbiamo sul territorio, che ahimè molto spesso nemmeno tanti veneti conoscono. Quindi ecco, cominciamo magari a dirci questo, che quest'estate cominciamo a scoprire il nostro Veneto, facciamo le vacanze in Veneto e così diventiamo noi per primi i primi ambasciatori al mondo del nostro territorio. Certo, grazie mille Assessore, buona giornata Grazie. E buon lavoro. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, linea alla regia, tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con l'edizione straordinaria dei nostri telegiornali. Avevamo in programma per questa ultima parte, per questi ultimi minuti di questa edizione straordinaria, di collegarci con Roberto Tomasi, referente di Libera Veneto. Approfitto, se per caso ci sta seguendo in televisione, di provare a ricollegarsi. Avevamo avuto qualche problema nell'audio, quindi se ci sente di provare a richiamare ora, perché volevamo appunto parlare, oggi lo sapete
sapete tutti, è la giornata della legalità, ricorre il 28° anniversario della strage di Capaci e ci premeva fare il punto su questo anche per quanto riguarda il rischio delle infiltrazioni mafiose nel nostro territorio, a maggior ragione in questo momento di difficoltà economiche che è stato appunto provocato dalla emergenza coronavirus. Se non riusciremo a fare questo collegamento ora, ci proveremo naturalmente nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Avete sentito dalla conferenza stampa del governatore Zaia quelle che sono le novità che ci aspettano a partire da lunedì e poi dal 1° giugno in materia di riaperture. Naturalmente lo vedremo con servizi più ampi questa sera nel corso delle nostre edizioni provinciali dei telegiornali. Nel frattempo parliamo di Movida perché si stanno un po' diffondendo in tutti i siti quelle che sono le immagini. In modo particolare preoccupanti sono quelle che arrivano da Verona, della Movida in centro a Verona, in Piazza Brava, dove appunto nonostante la presenza degli steward centinaia e centinaia di ragazzi si sono ammassati appunto per consumare il rito dello spritz. Non sarà più tollerata la Movida, l'ha detto proprio in onda quest'oggi dal Viminale il sottosegretario al Ministero dell'Interno Achille Variati, e di questo appunto parleremo anche nelle prossime edizioni dei nostri TG. È tutto dunque per ora, io vi ringrazio per essere stati con noi, l'edizione straordinaria naturalmente torna a partire dalle 17:30. Buon pomeriggio.